quanto avvenuto in Marmolada e soprattutto il dibattito che ne è seguito hanno messo in luce ancora una volta l'importanza e l'esigenza di parlare di montagna in modo sempre più consapevole e il più possibile competente. È uno degli obiettivi che si propone il corso di geografia organizzato ogni anno dalla Fondazione Dolomiti UNESCO, dalla Fondazione Giovanni Angelini di Belluno nei vari sistemi del patrimonio mondiale. Quest'anno il sistema al centro dell'attenzione di numerosi esperti che si sono avvicendati durante il corso è stato il sistema 3 e in particolare la zona delle vette feltrine. Facciamo una giornata di teoria in aula, in classe, e apprendiamo le informazioni di base che poi vediamo in 2 giorni di escursione in un momento di approfondimento, di formazione continuo, perché partiamo alle 8 con l'escursione e finiamo ad esempio oggi a Dal Piazza alle 18:30 del pomeriggio, per poi ripartire domani mattina sempre verso le 8 per chiudere la domenica sera in Banca Zoi. Io ho aderito subito a allenare lo sguardo, a riconoscere aspetti geologici, aspetti botanici, aspetti paesaggistici, aspetti poi culturali. È un qualcosa che poi ti porti dietro e poi lo trasmetti ai ragazzi, questo è l'obiettivo, no? La Fondazione, che è un centro studi sulla montagna, si occupa di studiare a fondo i vari gruppi montuosi. L'abbiamo fatto per la Marmolada 3 volte con dei corsi di geografia, quest'anno lo facciamo dedicato alle Alpi Feltrine con la Fondazione Dolomiti UNESCO e con il CAI di Feltre in questo caso, perché cerchiamo sempre di avere delle collaborazioni locali, e con il Parco Nazionale Dolomiti Bellunese. La divulgazione avviene sia nelle scuole, abbiamo per esempio con il progetto Io Vivo Qui una classe terza della scuola di Castion ha esaminato la Marmolada a marzo, sono saliti, hanno visto, hanno chiesto agli esperti dell'ARPA, si sono documentati. Ma noi ci rivolgiamo con questi corsi agli insegnanti, ai formatori del CAI e alle guide, quindi a persone che a loro volta formano. L'importanza incredibile di questo corso è proprio essere a contatto con il paesaggio, con la natura e l'interdisciplinarità. Sì, la geografia è assolutamente importante proprio perché coinvolge discipline a livello trasversale, quindi la storia, l'antropologia, lo studio naturalistico del territorio, ma all'interno del corso abbiamo ad esempio anche un intervento che riguarda la medicina in montagna. Il nostro obiettivo, quello della Fondazione Dolomiti UNESCO e della Fondazione Angelini insieme, è proprio quello di esportare al di fuori della provincia bellunese e coinvolgere insegnanti, docenti che vengono da altri istituti comprensivi, da altre zone. La storia che raccontano queste rocce ha in qualche modo a che fare anche con il cambiamento climatico, per esempio, che stiamo vivendo. Sì, perché stiamo andando a visitare, e lo vedremo benissimo oggi pomeriggio, nei cicli glaciali, quelli che erano gli ultimi avamposti di un famoso ghiacciaio, delle glaciazioni di 10.000 anni fa, quindi sono quello che ormai sta succedendo e che stiamo vivendo nella quotidianità, cioè momenti vissuti 10.000 anni fa li stiamo vivendo in queste settimane, in questi giorni, con la scomparsa di patrimoni glaciologici importantissimi nelle nostre Alpi italiane. Buongiorno, buongiorno. Anche questo lunedì apriamo col territorio, questo territorio che ci sta molto a cuore. Dobbiamo iniziare a parlare, a capire, a conoscere, ad ascoltare le persone competenti, quelli che sanno. A noi non interessa il colore, noi vogliamo capire, perché è giusto capire. Il territorio è di tutti, cioè non è che ci sia un territorio, c'è un unico cielo. Ecco, io parto sempre da quel bambino che ha detto ai genitori, ai familiari che litigavano perché non sapevano dove seppellire questa mamma, e lui ha preso il papà e gli ha detto: scusa papà, ma perché litigate? Va bene dovunque perché c'è un unico cielo. Ecco, noi abbiamo un unico cielo, però sotto ci siamo noi con gli avvoltoi. Questi avvoltoi che non gliene frega niente dei bambini, della fragilità del territorio. Ecco, è una cosa veramente sconvolgente. Eppure sono padri di famiglia, nonni, hanno delle famiglie, le radici. Qui poi nel Veneto le nostre radici. Quali radici? Quali radici? Me lo vogliono spiegare. Abbiamo delle persone competenti che sono viste in maniera becera perché dicono sempre di no. No, dicono di no quando non serve, quando veramente non ce n'è più per nessuno. Avete visto con il Covid cosa è successo? La natura, se la lasci tranquilla,
le acque di Venezia trasparenti da sole, gli animali in mezzo alle autostrade perché era suo quel territorio là. E invece qualcuno non ascolta, diminuisce la popolazione ma abbiamo bisogno di nuovo cemento, autostrade, di tutto e di più. Ma qualcuno pensa a questi bambini, su che territorio cresceranno? Lo chiedo a due ospiti graditissimi. Abbiamo collegato da Verona Don Ambrogio Mazzai, collaboratore di San Zeno di Mozzecane. Grazie Don Mazzai di essere qui con noi, veramente grazie di cuore. E saluto anche la dottoressa Giulia Tonel, psicologa di Motta di Livenza. Grazie a lei. Buongiorno. Allora, Don Ambrogio Mazzai, lo so che sono stata anche dura, qualcuno dice anche troppo, ma dobbiamo pure iniziare a parlare su questo territorio fragilissimo. Abbiamo visto anche ieri cos'è successo. Ma voi quando ascoltate queste persone che vengono da voi, i giovani Don Mazzai, cosa dicono? Prego Don Mazzai. Allora, innanzitutto le persone, non solo i giovani, direi più in generale, hanno una forte, come dire, ansia riguardo la terra che viviamo, riguardo questo mondo di cui abitiamo e che si vede sempre più squilibrato nei suoi equilibri naturali, nelle sue situazioni che sono state pensate dal Signore come buone e giuste e capaci di far abitare in maniera degna anche la vita e gli esseri viventi in tutte le sue forme. Credo che per l'avidità dell'uomo questi equilibri vengano sconvolti proprio per poter come dire, monetizzare sempre più. Facevo un esempio anche ieri durante l'omelia nella Santa Messa. Dicevo, sapete che io fino a 16 anni non avevo mai visto una zanzara in vita mia e vengo dalla città di Verona, non è che vengo da chissà dove. E l'uomo per l'avidità ha fatto in modo che poi le zanzare si diffondessero e non ce le togliamo più, ed è una delle cose peggiori anche dell'estate per quanto mi riguarda. E tutto questo per l'avidità dell'uomo, per fare soldi, per fare guadagno a discapito di tutto, anche degli equilibri fragili della natura come li aveva pensati il Signore. Quindi per il peccato, per l'avidità, noi tutti ne paghiamo le conseguenze in qualche maniera. Allora, lei è stato anche soprannominato Don TikTok. Allora, siccome abbiamo anche tanti diversamente giovani Don Mazzai, spieghiamo chi è questo Don Mazzai, Don TikTok. Cos'è il TikTok? Perché anche questo nome fa paura alle persone che veramente sanno cosa vuol dire. A quelle che non sanno cerchiamo di spiegare, Don Mazzai, cosa succede con questo TikTok. Ma TikTok è una piattaforma social come Instagram, come Facebook, come anche WhatsApp, in cui le persone possono non solo messaggiare ma anche condividere dei contenuti, in particolare dei video brevi di qualsiasi tipo, di qualsiasi entità. C'è chi fa video ironici, divertenti, chi fa video divulgativi, istruttivi, educativi, come nel mio caso, soprattutto orientati anche alla riscoperta della propria fede e anche all'approfondimento di una vita vissuta bene, vissuta seriamente. Quindi stimolo le persone, in particolare i giovani, perché sono quelli che abitano di più queste piattaforme social, a essere attenti alla propria vita e alle conseguenze che le proprie scelte hanno sulla vita di se stessi e anche su quella degli altri. Dottoressa Tonel, come commenta le parole di Don Ambrogio Mazzai, che sta cercando anche lui di fare un percorso, ma neanche di privare, ma di cercare di capire che è una questione delicata, devi stare molto attento, perché il nemico è dietro l'angolo, anche mascherato, addirittura anche virtuale, non c'è neppure. Prego, dottore, c'è abbastanza informazione per questi ragazzi? Oppure se riaffilare l'oppo loro sono in balia dei mostri, nel vero senso della parola? Io credo che questo sia un esempio molto virtuoso, perché utilizzare i canali dei giovani per portare dei messaggi positivi. Solitamente cosa facciamo noi adulti? Diciamo, cioè critichiamo le nuove piattaforme, critichiamo i social, ma non diamo ai nostri giovani gli strumenti per utilizzarli consapevolmente. E il fatto che si utilizzino per passare messaggi positivi credo sia il futuro dove dovremmo andare, perché non possiamo più pensare di prescindere dai social. Oramai, e tanto vale cominciare a studiarli e a utilizzarli nel modo giusto. Utilizzarli nel modo giusto, però bisogna che qualcuno segua questi ragazzi, eppure c'è una solitudine che avvolge, come dice Don Mazzai, le persone, non solo i giovani ma anche i diversamente giovani, le fragilità. Ecco, queste fragilità che delle volte si aggrappano a questi strumenti e magari se non sono seguiti nella maniera sbagliata, e pur di avere qualcuno che li ascolta, qualcuno che li guarda,
si fidano. Ecco, il fidarsi è quello che poi ti frega nel vero senso della parola e ti cala su un tunnel che non riesci più a venirne fuori. Addirittura si arriva al suicidio, ma come fa un bambino, una ragazzina a 10-12 anni a provare dei giochi e arrivare al suicidio? Abbiamo un numero di suicidi che è spaventoso, dottoressa Tonelli. Cosa sta succedendo? L'amico virtuale addirittura. È un grande tema questo, è un tema molto dibattuto negli ambienti. Io francamente credo che appunto la solitudine sia il grosso problema, nel senso che lasciamo un po' i nostri giovani da soli. Questo anche per il mondo che stiamo vivendo, sempre meno tempo per stare in famiglia, necessità di avere turni di lavoro molto lunghi, difficoltà soprattutto per le donne di conciliare il tempo di vita e il tempo di lavoro. Sono dei temi molto importanti che però facciamo fatica ad affrontare a livello politico in modo incisivo. Se ne parla da tantissimi anni, ma è sempre un po' lasciato qui la zona grigia, e questo poi ha di per sé tante conseguenze, perché il fatto che i genitori poi non abbiano il tempo o comunque anche la voglia a volte di affrontare questi discorsi all'interno delle famiglie, di seguire i propri figli, si crea un mondo di solitudine, e quindi questo poi porta ad affidarsi a questi social, a chi è più attrattivo per loro, a chi li ascolta. A volte semplicemente le persone hanno bisogno di qualcuno che le ascolti, e qui nel nostro mondo sempre più individualista, portato, come diceva anche l'altro ospite, all'avarizia, al lavoro, all'accumulo, poi ci perdiamo invece quello che forse sono i valori importanti della vita. Eppure Don Mazzai, noi abbiamo questo Papa Francesco che se non ci fosse dovremmo inventarlo. Io lo dico sempre a Don Mazzai. Io ho avuto la fortuna di incontrare il suo sguardo a Roma in occasione dei banchi alimentari di tutto il mondo. C'è stata questa grande festa e devo dire che mi sono sentita veramente nuda quando mi ha guardato. Mi è passato proprio accanto Don Mazzai, questa profondità di sguardo che ti fa capire l'importanza di quegli occhi che ti guardano dentro l'anima. Ecco, questo Papa che riesce a guardare dentro l'anima anche del futuro, tanto è vero che lui condanna i social ma vuole capire cosa sono. Parliamo di intelligenza artificiale e lui c'è. Ecco, lei che ha contatto con questo Papa Francesco, è un Papa che è come avesse 20 anni, un Papa che è sempre alla ricerca anche di capire quello che sta succedendo per poi esprimersi. Prego, Don Mazzai. Sì, vorrei proprio partire da questa chiave di lettura che hai dato tu, ecco, che è molto interessante. Lo sguardo di una persona che ti guarda con benevolenza, una persona che ti guarda per quello che sei. Chiaramente noi tutti abbiamo i nostri difetti, abbiamo le nostre difficoltà, ma se una persona ti guarda con giudizio piuttosto che ti guarda con rispetto e con stima, è una cosa molto diversa. Ecco, ora nel mondo dei social, che purtroppo dobbiamo dire fa parte del nostro stesso mondo, perché le persone ci passano in media dalle 4 alle 8 ore al giorno, lo sguardo che invece una persona, un ragazzo tanto più che è più immaturo e più indifeso su queste cose, non è così positivo, non è uno sguardo, come hai citato tu, quello di Papa Francesco, molto rassicurante e molto paterno, amorevole. Ma talvolta le persone ci guardano, anche nel mio caso, con odio, ci guardano con disprezzo e commentano ciò che noi diciamo, ciò che noi facciamo con grandissima cattiveria, con sempre l'idea di volerti affossare piuttosto che ringraziarti per quello che fai o stimarti. Ecco che una persona che è più immatura, che fa fatica con il giudizio degli altri, sì, è portato a sentirsi inadeguato di fronte a questo mondo, di fronte a questa società. Si rischia di avere a che fare solo con persone che sono critiche nei nostri confronti, che sono anche cattive per certi versi. Ecco. Quindi un ragazzino o una ragazzina come può affrontare serenamente questo mondo che li osteggia in maniera pesante? Ecco, credo che l'unica risposta sia trovare in qualcuno di vicino, e spero che ci sia prima di tutto nei genitori, non solo in una figura diciamo come il Papa, ma in qualcuno che è vicino, sentire invece questo sguardo di stima, di amorevolezza, di benevolenza, di incoraggiamento, che ti dice: guarda, tutti possiamo sbagliare, tutti abbiamo i nostri difetti, però non sei una brutta persona, anche tu hai i tuoi talenti, anche tu sei una persona bella e devi impegnarti nella tua vita per dare il meglio di te, magari dando meno ascolto, anche se so che è molto difficile,
e secondo me si potrebbe aprire un tema su questo, sulla violenza verbale che c'è sulle piattaforme social, e prescindere da questo e riuscire anche a crescere un po' facendo, come dire, un po' le spalle forti, ma anche avendo la sicurezza di qualcuno che ci vuole bene e che ci stima veramente per quello che siamo, andare oltre anche questa grande difficoltà che è lì, che a volte può arrivare nella tragedia, può sfociare nel suicidio, perché una persona si sente totalmente inadeguata e non amata, non stimata dalle persone che la circondano. Don Mazzai, però c'è anche da dire un però, ma se io, ragazzo o ragazza, bambino o bambino, non ho la fortuna di avere una famiglia, dei genitori che mi guardano, che mi ascoltano, non sono fortunato ad andare a scuola e trovare degli insegnanti e dei dirigenti che capiscono chi sono un bambino, ho bisogno di capire, perché il bambino fin da piccolo chiede perché, perché vuole capire, conoscere. E molte volte vedo genitori che sono infastiditi da questo perché, basta con sto perché, senza capire che quel perché è fondamentale, perché no e perché sì, perché mi dici di no e perché mi dici di sì. E poi sento che dicono molti, non tutti, perché ci sono dei genitori bravissimi e famiglie meravigliose, lei lo sa, è difficile fare il genitore. E io sa a questi cosa ho risposto quando li ho incontrati. Forse è difficile essere tuo figlio o tua figlia. Perché è difficile fare il genitore? Perché ti devi impegnare? Perché devi dire molti no e pochi sì? Perché devi dare delle regole? Cosa dice Don Mazzai? È proprio così difficile oppure non si vuole fare il genitore perché impegna troppo? La vita, come diceva la dottoressa Tonelli, è talmente frenetica, io non ho tempo per i tuoi perché, per i tuoi problemi. Ti devi arrangiare, devi crescere da solo, devi formarti da solo, devi cadere e rialzarti. Prego Don Mazzai. Sì, ma guarda che fare genitore non è difficile, è estremamente difficile direi al giorno d'oggi, ma questo non deve scoraggiare chi lo è o chi si sente magari inadeguato in questo ruolo, perché nessuno nasce già genitore, nasciamo persone, poi diventiamo un giorno padri e madri, ecco. Ed è questo secondo me un passaggio fondamentale della vita e che non è scontato che avvenga con una maternità o una paternità biologica, cioè non sono strettamente collegate le cose. Diventare genitore è un passaggio che richiede veramente anni di vita e forse anche tanti errori, ecco, su questo mi sento di rassicurare anche i genitori che dicono non so come fare bene il mio compito genitoriale. Beh, prima di tutto ripartiamo da dare priorità alla nostra famiglia con amorevolezza, ecco, con il tempo, con l'ascolto, con a volte il mettere magari in secondo piano forse il nostro lavoro, anche se è vero ci porta a casa il pane, però talvolta dobbiamo anche capire che il lavoro non può essere tutto della nostra vita. Il lavoro prima o poi finirà, andrò in pensione anche a un certo punto e il tempo invece però che avrò perso con la mia famiglia, con i miei figli, nessuno me lo ridarà indietro. E quindi si tratta a volte di fare anche delle scelte coraggiose che sono molto impegnative, capisco, ecco. Cioè fare genitore è una scommessa, è un investimento che è molto più impegnativo che comprare casa, comprarsi un'auto, fare un mutuo, investire in un'impresa. Ci chiede tutto quanto, ecco, essere genitore, ma credo anche che allo stesso tempo sia un investimento che dà più gioia in assoluto nella vita, ecco. Tanto è vero che Papa Francesco l'ha capito, Don Mazzai. Le coppie mi chiedono di celebrare le nozze, Papa Francesco mi ha incoraggiato a continuare su questa strada. Questo Papa che ha capito l'importanza della famiglia. La famiglia assolutamente deve essere una cosa importantissima, una cosa magari anche seguita, se non ce la fa, anche dal credo cristiano, non dal credo cristiano, ma qualcuno deve pur seguire questa coppia che non ce la fa, perché non è più preparata ai sacrifici, non è più preparata al dolore, anche al parto. Queste mamme che dopo il primo figlio vanno in crisi subito e sono problemi enormi. Cosa dice, dottore? Cosa sta succedendo alla famiglia? Parliamo di quelle, perché quelle brave sono brave, cioè è inutile che parliamo di quelle brave, ci sono, certo. Ma quelle io vorrei parlare, perché io vedo questi bambini, questi ragazzi, che poi li ritrovi nelle comunità, li trovi spaesati, li trovi perduti, ecco, sono confusi, prego. Quelle brave sono brave, secondo me, perché hanno una rete sociale
che li sostiene, perché anche quelle brave avranno avuto e avranno i loro periodi di difficoltà. Noi dobbiamo appoggiare il nostro sguardo e la nostra attenzione su chi non ha la possibilità di avere una rete sociale, familiare magari, che li supporti. Insomma, nel nostro territorio ci sono tantissime persone che sono immigrate qui da noi e quindi non hanno quel supporto familiare che è necessario quando ci sono dei figli. Io ricordo sempre, cioè, quando io ho avuto il mio primo figlio, l'unico anche, però, cioè, se non avessi avuto il supporto di persone, di famiglia, ma anche di relazioni sociali, non è sempre facile, perché soprattutto io l'ho vissuta dalla donna, cambia un po'. Cambiano le priorità, cambiano il modo di pensare e di vedere le cose fino a quel momento e a volte ti serve un supporto, anche perché nella nostra società la donna deve essere super performante, non si può sbagliare, non ci si può dimenticare niente e nel momento in cui ti trovi davanti invece ad un bambino che ha dei tempi suoi e ti costringe a restare con i suoi tempi, tutta l'idea di performance che noi abbiamo costruito attorno alla figura femminile viene meno e quindi non sei più super performante. A volte la cena non è perfetta, la casa non è perfetta, ma l'importante è stare. Secondo me su questa serve una rete, ma serve sostenere queste famiglie, quindi ben venga tutto ciò che può sostenere le associazioni. Io credo che un passo importante sarebbe da fare nella politica e nelle figure all'interno dei comuni che sono le amministrazioni più vicine a quelle che sono le difficoltà delle persone. Loro dovrebbero veramente fermarsi e pensare di che cosa i cittadini hanno bisogno oggi. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo, veloce, mi raccomando. Rinaldo? No, Rinaldo è andato a bere il caffè. Allora, Don Mazzai, però è anche da chiedersi, Don Mazzai, cosa possiamo fare? Stiamo veramente facendo comunità? Eppure, Don Mazzai, quando è arrivato il Covid, noi poi facciamo le messe in diretta, i numeri erano incredibili, la gente che guardava, che si affidava alla fede, che sperava di riuscire a passare questo momento tragico. Cos'è la fede nel 2024, Don Mazzai, per una persona che veramente è sull'orlo del baratro, ecco, che ci si aggrappa alla fede? Prego, Don Mazzai. Ma allora, a volte c'è un po' questa falsa idea che la fede sia una sorta di piccola speranza che mi dà serenità nel momento in cui la mia vita va male e che possa diventare la possibilità di, tra virgolette, risolvere i miei problemi, le mie difficoltà o le mie ansie e farmi stare più tranquillo e riuscire a dormire più sereno la notte perché mi fido di qualcosa o di qualcuno. In realtà credo che sia molto più complesso di così. La fede semplicemente non può essere una vaga speranza o un qualcosa su cui mi attacco e che, siccome non sono in grado di affrontare la vita con le mie scelte, con le mie azioni concrete, allora mi attacco su qualcosa e posso dormire sonni tranquilli. La fede prima di tutto è in una persona che va conosciuta e frequentata, che è il Signore Gesù Cristo. Quindi non possiamo dire di aver fede se neanche siamo in grado di dedicarci del tempo per poter costruire una relazione con Lui, che comincia nella preghiera, nel partecipare ai sacramenti e nel vivere concretamente la vita cristiana, quindi avere amore verso le persone, perché il Signore ci dice: tu hai fede in me, benissimo, dimostrami la tua fede attraverso le tue opere, e quello che fai al tuo fratello che è lì vicino a te manifesta la fede che hai nei miei confronti, perché tutto quello che fai al tuo fratello o alla tua sorella lo hai fatto a me. È lì che si vede la fede che hai nel Signore. Come puoi dire di amare Dio che non vedi se non riesci ad amare il tuo vicino di casa, il tuo figlio, il tuo amico, la tua amica, la tua moglie, il tuo marito, che invece è lì in fianco a te? Quindi la fede è un qualcosa di molto più concreto di quello che riusciamo a immaginare. Don Mazzai, lei ascolta molte persone, come ha detto, giovani, meno giovani, famiglie. Ecco, quando uno decide di fare famiglia, questa coppia che vuole unirsi in matrimonio perché ci crede, chiede a Don Mazzai di sposarlo, cosa dicono queste coppie? Perché io sono anche curiosa di capire cos'è che, perché dicono non vogliono più sposarsi, ecco, era passato sto messaggio, non si sposa più nessuno, no. Invece lei ci sta dicendo
e Papa Francesco appunto lo supporta, continua per la tua strada così che vai bene. Perché si decide di unirsi in matrimonio dove sai che è un legame molto forte, dopo è un legame veramente che ti impegna profondamente? Prego, Don Mazzai, sta cambiando un po' quell'idea di no, convivo e basta, ho bisogno di sposarmi? Beh, innanzitutto io ho una grande fortuna di poter sposare molte persone, molti anche in diverse parti d'Italia si rivolgono a me perché possa celebrare il loro matrimonio. È chiaro che la maggior parte di loro viene dall'esperienza della convivenza, che di fatto è già una forma vissuta, non celebrata, ma del matrimonio, cioè vivono già da sposati pur non essendo sposati. Qual è la differenza? Perché in realtà cambia tutto dal giorno in cui sei sposato rispetto a magari quei 3, 4, 5 anni di relazione che già stai vivendo come convivente con il tuo partner. Beh, cambia tutto ed è la cosa che più spaventa, in qualche maniera, le persone, che più fa paura, è il fatto di dire questa comunque è una scelta che cambia totalmente la mia vita, è un impegno, un patto che io faccio con l'altra persona, un patto fondato sull'amore, non un patto chiaramente economico come si fa tra aziende, tra partner commerciali, ma è un patto in cui io do tutto me stesso nei tuoi confronti, io ti prometto di amarti e l'amore non è semplicemente sono innamorato di te, ma è una scelta e quindi è l'impegno che io ogni giorno che mi alzerò dal letto farò di tutto per dimostrarti questo amore. Tutte le cose semplici, tutte le cose anche ordinarie che magari diamo più per banali, per meno importanti, sono invece quelle più importanti che dimostrano l'amore dell'uno verso l'altro. E questo impegno totale che coinvolge tutta la vita spaventa sicuramente, perché in qualche maniera ha in sé un senso di non ritorno, un senso di dire questo impegno è per tutta la vita, questo impegno è totale, mi richiede tutto. Certe cose che prima avevo, che mi tenevo per la mia libertà personale, indubbiamente andranno via in qualche maniera, non ci saranno più, perché la mia priorità di vita è noi non siamo più due persone che ci frequentiamo in qualche maniera, che condividiamo lo stesso tetto, che ci vogliamo anche bene certamente, ma come ricorda il Signore già nella Genesi, poi lo ricorda anche nel Vangelo, i due non sono più due, diventano una carne sola e quindi capite che cambia completamente la prospettiva. Ora, il fatto di dire io mi impegno totalmente per te per tutta la vita e non ho più il fatto di dire se domani le cose vanno male io comunque in 4-4-8 lascio questa relazione e torno a fare la mia vita, perché in qualche maniera ho sempre una backdoor, una porta sul retro aperta per poter lasciare, ecco. Con il matrimonio questa cosa invece viene meno e quindi il fatto dell'impegno totale fa un po' paura sicuramente, ma se vogliamo possiamo usare questa metafora, il matrimonio è un po' come non come l'automobile c'è anche la retromarcia, puoi tornare indietro, il matrimonio è come l'aeroplano non ha la retromarcia altrimenti crolla e quindi si vola e si va avanti verso la meta. Io lo paragonerei più a un autovolante con queste discese più che un aereo terribili e poi questa ci sono le turbolenze nel viaggio, però sai che poi ci può essere un'altra discesa. Dottoressa, ecco, un ottovolante, questa coppia che si impegna come dice Don Mazzai, però questo Don TikTok sono solo il prete che parla a tutti, però questi tutti poi rispondono, vogliono che lui celebri il matrimonio. Ecco il punto di riferimento. Il punto di riferimento può essere anche un prete che ho visto e ascoltato su TikTok, che mi dà fiducia. È importante avere dei punti di riferimento. Quanto importante è trovare il punto di riferimento? E là è il grande problema. Per fortuna che Don Mazzai ci ha pensato, ha detto ai soci, aspetta, che adesso provo a vedere se riusciamo a fare qualcosa di buono. E ci è riuscito. E perché ha queste persone che lo ascoltano e che poi lo contattano. Prego. Il punto di riferimento è fondamentale, anche quando cresciamo, anche noi adulti abbiamo dei punti di riferimento che ci servono per mantenere un po' la strada che vogliamo prendere e molto più importante è che i giovani abbiano dei punti di riferimento positivi, sani, giusti, buoni, tutti i valori che noi vorremmo nella società del futuro. Trovarlo non è facile perché di punti di riferimento si apre la porta, ce ne sono tantissimi, si accende la televisione, ce ne sono ancora di più. Quello che secondo me dobbiamo insegnare ai nostri figli è quello di discriminare, di scegliere, di pensare
di avere un pensiero critico. Questo secondo me a volte viene meno anche, insomma, anche l'istituzione scolastica secondo me su questo punto dovrebbe un po' lavorare, quindi far sì che i giovani pensino, non ripetano, pensino. E poi il pensiero può anche essere diverso da quello che penso io, ma se hai davanti una persona che ha riflettuto su quello che sta dicendo, c'è una comunicazione. Se questo non c'è nessuna comunicazione, è una mente vuota che immagazzina tutto senza poter dire questa cosa mi va bene, questa non mi va bene, e gli effetti di questo secondo me nella cronaca e nell'attualità li vediamo purtroppo in negativo. Allora, Don Mazzai, io sabato ho avuto la presidente nazionale dell'AIDO e si parlava di donazioni. Stiamo crescendo un po' alla volta, ma stiamo crescendo, anche i giovani. E una cosa che mi ha colpito è quando Franca Petrin ha detto i giovani non girano attorno. Quando gli chiedi perché doni, perché se no vanno buttati via, è la risposta. Perciò dono. Cioè loro arrivano subito al dunque, non è che ci girano attorno. Loro arrivano dunque anche nell'ambiente, sono loro che protestano. Delle volte anche coatti che possono essere anche provocatori, ecco, molti li condannano, però loro ci mettono la faccia, stanno cercando di gridare a squarzavola che non si può più andare avanti così. Però quelli che veramente cercano anche di dare questo esempio non vengono ascoltati. L'ambiente che sta molto a cuore anche a Papa Francesco, lei lo sa, quanto parla e quanto si impegna questo Papa per l'ambiente. Eppure lui è vicino ai giovani. Io quando sono andata quel giorno, che non dimenticherò mai, a questo incontro con Papa Francesco, davanti al Papa c'erano le fragilità, non c'eravamo noi, c'erano le fragilità, c'erano i bambini ammalati, bambini e i fragili. Lui li aveva tutti davanti, ha avuto una carezza, mi ricordo, per tutti, li prendeva in braccio, li accarezzava. Poi siamo venuti noi, ma prima c'erano le fragilità. E le fragilità sono quelle che si battono per l'ambiente, perché sono giovani che non sono protetti, Don Mazzai, rischiano molto perché qualcuno prevale il business più che l'ambiente. Devo fare tanti soldi, chi se ne frega, il cemento che sta invadendo il mondo. Prego, Don Mazzai. Sì, io ora sono anche molto scettico nei confronti di chi compie gesti di protesta o fa delle iniziative veramente un po' esagerate talvolta, e trovo che queste cose siano in realtà più a servizio del proprio narcisismo più che di un'utilità concreta per il bene comune. Invece sono molto più ammirato da tutti coloro che magari nella tranquillità, nel silenzio, senza dover sbandierare questa cosa, senza per forza dover anche far vedere sui social network che si sta facendo qualcosa di buono. Non è che si fa sempre questo, anzi il bene talvolta va fatto nel nascondimento, ma che lo fanno veramente, come dicevi tu, che si impegnano anche nel fare qualcosa di dono per le altre persone, dedicare tempo, fare anche la donazione, come dicevi tu, e che compiono questi gesti di tenerezza, di carità e di vicinanza, come ha mostrato Papa Francesco. E ce ne sono di giovani che si impegnano in questo senso e purtroppo secondo me non hanno questa grande visibilità come invece hanno quei 4 scappati di casa che protestano senza alcun fine, semplicemente per dare, come dire, per alimentare il proprio senso di importanza nei confronti del mondo, ma che in realtà non sono quelle le cose che cambiano il mondo. Il mondo viene cambiato dal basso, dalle cose semplici, piccole, ma significative, e che non necessariamente vanno gridate ai 420. Sentiamo come commenta la dottoressa Giulia Tonel queste parole. Sono scappati di casa, ha detto Don Mazzai. Chissà perché magari sono scappati di casa. No, io su questo, secondo me serve questo e quello. È vero, l'idea che le rivoluzioni vengano fatte dal basso, senza, insomma, la storia ci insegna che a volte servono anche dei gesti più decisi. Poi certo c'è da discriminare l'intenzione con cui si fanno certi gesti, ma secondo me i giovani di adesso sono pronti e manifestano per il loro futuro, perché come si diceva all'inizio loro vivono questa sensazione d'ansia costante per la loro vita, quindi vanno secondo me aiutati. E quello che vedo però un po' che un po' mi rattrista è che gli adulti di adesso
erano pronti a manifestare, a essere un pochino più così rivoluzionari a 17 anni, adesso non sono più però così benevoli nei confronti dei nuovi giovani. E quindi quando, secondo me, si arriva a una situazione di stabilità economica che ti fa perdere quello che era invece l'idea, il valore per un bene futuro, lì c'è un po' un problema, perché si giudica in maniera negativa quello che stanno facendo gli altri. Don Mazzai, perché così tanta violenza secondo lei? Questi ragazzi che veramente hanno questa energia ma la tirano fuori nella maniera sbagliata, forse perché non li prendiamo per mano e la facciamo tirar fuori nella maniera giusta. I preti sono pochi, gli oratori non ne parliamo, lo sport costa tantissimo, si deve pagare tutto. Ecco, l'ascolto di questi centri dove questi ragazzi possono trovarsi non ci sono. Vanno da un paese all'altro, concentrano nei centri storici, perché là diventi qualcuno, là mi faccio vedere, anche con azioni molto violente. Perché diventa violenta l'azione? Perché poi, Don Mazzai, io li incontro questi giovani, poi io la chiamerò e le spiegherò un po' anche cosa faccio. Quando sono da soli sono neve al sole che si scioglie. E sono di una fragilità che sconvolge, ma di una fragilità, guardate, io ve lo dico a casa, voi non avete idea quanto fragili sono, e questa fragilità li distrugge, perché poi fanno questi atti e rovinano la loro vita, quella delle loro famiglie. Perché non riusciamo a capire che forse dobbiamo impegnarci di più? Meno carceri per questi ragazzi, più sport, più lavoro, più impegno. Ma perché abbiamo questi ragazzi con le etichette, uno spaccia una bustina, Don Mazzai diventa un spacciatore, uno porta via 3 maglie, non so, un qualcosa, diventa un ladro, i fragili li chiamavamo mongoloidi, poi disabili, diversamente agili. Io li chiamo diversamente agili, che mi piace di più, perché sono normali, a mio avviso siamo noi diversi. Ecco, queste etichette che continuiamo, mai che chiamiamo per nome la persona. Passa Francesco, passa Maria. No, noi dobbiamo etichettare tutto. Perché siamo così diventati? Non eravamo così, eravamo accoglienti, lo siamo ancora. Dove io vivo poi su un territorio con 7.500 associazioni di volontariato, perciò è lunga la storia. Però siamo chiusi. Io dico sempre, Don Mazzai, c'è il profondo sud, ma qui io vivo il profondo nord, qui i campanili, specialmente i campanili politici, ecco, quelli che dividono. Prego, Don Mazzai, cosa dice la Mirella? Guarda, allora, tutti noi abbiamo interiormente delle grandi energie, delle grandi spinte, talvolta anche la rabbia diventa una spinta molto forte per la nostra vita, solo che è molto più facile sfogare la rabbia o l'energia vitale che tanto più un giovane ha, proprio anche per l'età, con gesti sconsiderati che possono essere da una parte di violenza, dall'altra di brutte azioni, perché sono in qualche maniera le più semplici che mi permettono di sfogare questa energia. È molto più complicato invece per loro poter utilizzare queste energie facendo un qualcosa di impegnativo, che chiede perseveranza, che chiede costanza, come lo sport. Lo sport puoi essere talentuoso finché vuoi, ma se non ti alleni giorno dopo giorno, sacrificando il tuo tempo, sacrificando di magari dover uscire con gli amici perché devi mantenerti anche bene, non ottieni i risultati. E lo stesso vale per la scuola, cioè tu puoi essere talentuoso finché vuoi, ma se non studi, se non ti impegni, se non fai con costanza i compiti e le mansioni che ti vengono affidate, non ottieni buoni risultati, ecco. E questo ancora di più invece per chi magari ha meno talenti e meno talentuoso in questo. Allora ci può essere talento finché si vuole, ci possono essere opportunità finché si vogliono, ma se non c'è l'impegno e la perseveranza, anche tutte le energie interiori che hai vengono sprecate in cose che poi diventano talvolta anche negative, anche perché trovo un esempio che mi dice: guarda, la cosa più bella e più facile è fare questa brutta azione. Ascoltiamo la musica trap che mi dice che la cosa più bella è avere delle donne, trattarle come delle prostitute, avere soldi, armi e poter fare il gangster. Questi sono gli esempi che i nostri ragazzi vedono e ascoltano tutti i giorni. Mentre avere un esempio di perseveranza, di impegno, di
di sacrificio è molto più complicato da vedere. Anche i grandi sportivi, non so, penso a Sinner o anche i nostri bravi atleti nell'atletica, parliamo del calcio perché hanno fatto una figura non così bella, ma di questi noi vediamo solo il successo e diciamo oh che bravi, questi sì che sono delle brave persone, ma non vediamo tutti gli anni di sacrifici che neanche riusciamo a immaginarci, di impegno, di costanza, di tantissime ore spese per avere un guadagno magari di qualche decimo di secondo, di qualche piccolo miglioramento nella performance. Ed è questa invece la cosa da mostrare, da far capire che è importante per avere una vita buona. Ecco. Noi adulti siamo invece responsabili di questo accompagnamento, l'accompagnamento alla rinuncia, al sacrificio, ma per avere un bene più grande, perché ottenere invece semplicemente una gratificazione immediata ai nostri istinti, alle nostre energie è molto facile da fare, anche deresponsabilizza noi adulti, perché dice beh così si arrangiano, faranno i loro sbagli, però poi non avranno un ottimo futuro in questo senso. È vero quello che dice Don Mazzai, dottoressa Tonel, però è anche vero che non è che offriamo tutte queste opportunità. Ecco, noi dobbiamo essere fortunati, come ho detto prima, mi dispiace dirlo, ma è vero, essere su quella scuola, avere quegli insegnanti, essere fortunati di essere nati nel posto giusto, al momento giusto, di avere quei genitori. Ma se mi manca questo, cosa faccio? A chi mi rivolgo? Ecco, sono solo, addirittura non ho neppure gli amici, perché magari sono timido, sono nato così. E questo diventa poi che io sono in balia magari anche dei bulli, perché sono riservato, ecco, ho paura e loro si accorgono, senza sapere che il più fragile è proprio il bullo. Ecco, lei come vede questa situazione? Le due fragilità, ma quello più fragile è proprio il bullo. Non è quello che subisce, è quello che aggredisce il fragile. È questo che dobbiamo capire. Prego, dottoressa. Sì, nel mio lavoro mi capita, insomma, di avere a che fare con tanti giovani. E io dico sempre, perché poi l'emozione che riportano maggiormente è proprio la rabbia, questa aggressività, questa rabbia. E quando lavorando insieme capiamo che in realtà è più facile sentire la rabbia perché è un'emozione che mi porta ad agire e a dare la colpa all'altro, ma che sotto la rabbia ci sta sempre la tristezza, ed è una tristezza che invece sentiamo verso noi stessi, allora lì si sentono un po' come rilassati, perché dicono è vero, in realtà io reagisco in maniera aggressiva, rabbiosa, perché non voglio sentire la mia tristezza. E quando poi si normalizza la tristezza, perché è un'emozione come tutte le altre, è un'emozione che va vissuta, è anche un'emozione molto importante, perché ci dice che non stiamo raggiungendo un obiettivo che per noi è fondamentale e quindi ci porta ad impegnarci verso qualcosa. E quando si normalizza la tristezza come un'emozione che viviamo tutti, che cerchiamo sempre di nascondere ma che in realtà viviamo tutti, allora anche loro si sentono capiti, si sentono ascoltati. E allora riusciamo a togliere tutto quello che ci mettiamo davanti per capire qual è il loro obiettivo. Tante volte faticano a capire qual è l'obiettivo, qual è la cosa che vogliono, dove vogliono impegnarsi, per arrivare dove, perché c'è sempre tanta cose attorno che nascondono un po' questo, perché prima di arrivare lì dobbiamo passare per tutte quelle emozioni che sono negative, spiacevoli, ma che sono fondamentali poi per la nostra vita. E dobbiamo passare adesso per la pubblicità. E siamo con Don Ambrogio Mazzai, collaboratore di San Zeno di Mozzecane da Verona, e abbiamo in presenza la dottoressa Giulia Tonel, psicologa di Motta di Livenza, che vuole fare una domanda a Don Mazzai. Prego, dottoressa. Ecco, riflettevo durante la pubblicità, ma secondo lei è proprio vero che i genitori non si accorgono se i figli stanno vivendo un brutto momento, se hanno delle difficoltà? È proprio vero che non ci sono segnali e i genitori non se ne accorgono? Allora, secondo me i segnali ci sono, ovviamente. Quantomeno io riesco a vederli, me ne parlano, apertamente, chiaro, su cose che magari ai genitori non riescono a dire così esplicitamente, così apertamente, per tanti motivi, come anche posso darti del tu sai bene, ecco. Ma i segnali ci sono, è che forse non tutti i genitori sono alfabetizzati a riconoscere questi segnali. Quando li incontro
o anche nei momenti di formazione scolastici o anche quando ho gli incontri parrocchiali o vari momenti di incontro con i genitori, gli ricordo sempre di avere in qualche maniera le antenne ben alzate, perché a volte ci sono piccoli segnali, ma ci sono di disagio, ecco, di difficoltà, di infelicità. Forse non si riesce a capire la causa, non si riesce a capirne il perché ci sono, ma secondo me sono abbastanza evidenti. Ecco, bisogna essere come genitori sempre più sensibili intanto a riconoscere che può esserci un problema, dopodiché a cercare di creare quel contesto favorevole affinché un figlio o una figlia possa aprirsi serenamente, perché tante volte la loro difficoltà che mi dicono è: io con i miei genitori non riesco a parlare di questa cosa, primo perché non hanno proprio il tempo fisico per ascoltarmi, magari quando avrei quel momento in cui sono disposto a parlarne loro non sono disponibili, o d'altra parte, come secondo livello, dicono non riescono a comprendermi, non riescono a capire le difficoltà che io sto vivendo, che in realtà non è vero, è un pregiudizio che loro hanno come, diciamo, salto generazionale. Solo che il contesto non è facile né per gli uni né per gli altri. Se da parte dei genitori è difficile avere magari anche il tempo materiale, la capacità di ascolto e di comprensione di ciò che il figlio vive, anche senza che questo ne parli apertamente, dall'altra parte i figli si sentono non compresi, si sentono troppo distanti generazionalmente dai loro genitori per dire: questi comunque, anche se io gli dicessi apertamente quello che sto vivendo, non capirebbero mai, anche perché talvolta provano ad aprirsi e dall'altra parte sentono una sorta di giudizio oppure di indicazione nel dire no, tu devi fare così, cos'ha, e questo li fa sentire non compresi, li fa sentire semplicemente guidati ma non capiti. Prima di tutto hanno bisogno di essere capiti prima di essere ancora guidati e magari indirizzati verso una scelta. Ma sai, non è che questi genitori di cui parliamo hanno paura? Hanno paura di guardare in faccia la realtà, che il figlio ha problemi. Hanno paura di risolvere questo problema, la vergogna. E la paura abbinata alla vergogna è distruttiva, specialmente per il ragazzo invece che ha bisogno di aiuto. Ecco, la paura e la vergogna che regna sovrana, specialmente nel nostro territorio. Noi andiamo avanti ancora, lo dico sempre, Don Mazzai, con comandi, scusa, perché abbiamo sempre paura, ecco, della persona che abbiamo di fronte, ecco, scusa e comandi, ma bisogna anche capire che forse dobbiamo anche girare pagina. Sono troppo i suicidi dei giovani, è troppo grande la solitudine degli anziani, per non parlare delle fragilità a 360 gradi. Se non ci fosse il mondo del volontariato, io non so cosa succederebbe. Perché questa vergogna e paura? Ecco, lei li ascolta, come ha spiegato, ascolta sia il giovane che i genitori, che il diversamente giovane. Questa solitudine, è possibile che nessuno riesca a capire che forse dobbiamo parlare di comunità, di socializzare di più? Non ci conosciamo neppure con la porta di fronte che del vicino, non sappiamo neppure chi è. Se suonano il campanello a mezzogiorno chiudiamo a doppia chiave la porta perché c'è il pranzo, guai a disturbare. Cioè, non vede che forse invece di aprirci ci stiamo chiudendo, Don Mazzai? Indubbiamente sì, indubbiamente questo è un problema, perché da un lato per tutti noi è vergognoso comunque ammettere di avere una difficoltà e chiedere aiuto, tanto più per una persona minorenne, ragazzo o ragazza giovane. Chiedere aiuto è sempre difficoltoso, perché in qualche maniera ci espone al fatto di dire ho fallito in qualche maniera, mi sento incapace di affrontare una situazione, e quindi ti esponi come vulnerabile. Nessuno vorrebbe esporsi come vulnerabile, come bisognoso di aiuto. E d'altra parte, in chi è all'esterno di questa situazione dice: se le cose andassero bene anche per gli altri, io ho un problema in meno, un peso in meno. Cioè, se i miei figli sono a posto, sono tranquilli, stanno bene, sono felici, per me è una grande soddisfazione. Invece dover affrontare la realtà che anche loro invece sono in crisi, sono in difficoltà, hanno bisogno di aiuto, comunque non è semplice, perché vuol dire che da parte mia devo metterci ancora più impegno per poterli aiutare. E comunque è chiaro che lo faccio con amore e con benevolenza, ma questa cosa non è così scontata da accettare, non è così anche semplice da affrontare. Allora, secondo me torna sempre la questione iniziale: se mio figlio, mia figlia o il mio vicino, la mia persona cara è in difficoltà, cosa vale di più nella mia vita?
questa persona o magari valgono altre cose? Io credo che questa persona valga più di ogni altro, più, come dicevo, anche del lavoro, dei miei stessi problemi, delle altre mie cose che ho in testa. Ecco, si tratta di dare priorità, però come dicevi tu giustamente, nessuno può salvarsi da solo, nessuno può uscire dai propri problemi magari dicendo tengo tutto per me e in qualche maniera spero che poi io sia in grado di affrontarli e di cavarmela da solo. Vorremmo fare così senza dover chiedere appunto bisogno di assistenza, senza dover chiedere aiuto a nessuno. Tutti vorremmo risolverci i problemi da soli. È che questa cosa è talvolta impossibile, quanto più le situazioni sono grandi da affrontare. Allora avere e coltivare una rete di persone vicine, amici, amicizie, oltre ai legami familiari, parentali, è importantissimo. Però le amicizie, mi sento di dire, non vengono in automatico, non ci vengono giù dal cielo, cioè le amicizie vanno coltivate. Per avere una rete di persone che mi sono vicine, le devo anch'io cercare attivamente, le devo anch'io fare la mia parte attivamente nei loro confronti. Non posso pensare che tutti siano disponibili e disposti ad aiutare me, ad essere vicino a me quando sono nella difficoltà, e io non mi permetto invece di fare altrettanto nei confronti degli altri. Quando c'è una relazione, un'amicizia, deve essere sempre a due vie, non può essere sempre univoca, altrimenti si rischia sempre di aspettare il salvatore quando in realtà io non riesco a farmi invece vicino e prossimo a nessuno. Eppure, Don Mazzaia, lo dico anche alla dottoressa Tonelli, i salvatori ci sono e fanno parte del mondo del volontariato. Il problema è che sono riusciti a dividerci anche là, gli uni contro gli altri. E questo fa molto male, perché io dico sempre, dottoressa Tonelli, è inutile che siamo 7.500 associazioni di volontariato se dopo non riusciamo ad arrivare all'anziano che ha bisogno, lo troviamo morto in casa, al ragazzo che si suicida o alla ragazza che scappa di casa per tanti problemi o al fragile, il diversamente agile, come piace chiamare la Mirella, queste persone meravigliose. È come non ci fossimo, è come se non esistessimo, eppure si va avanti così. Io ho creato questo gruppo, le associazioni abbracciano le associazioni, e sono tutte quelle associazioni che non venivano ascoltate, non riuscivano a sedersi ai tavoli di concertazioni, a questi stati generali, perché non facevano parte, non fanno parte di cerchi magici, perciò non conti, anche se magari sono quelle che si rimboccano le maniche, che cercano di aiutare. Sto parlando di familiari che hanno perso i figli nel lavoro, Don Mazzai, sto parlando di familiari che hanno perso i figli in incidenti stradali, dottoressa Tonelli, sto parlando di fragilità. Eppure un po' alla volta ho cercato, grazie anche a questa trasmissione, di unirle. E lei non ha idea quanto mi ringraziano, perché non si conoscevano. Queste mamme che si sono rimboccate le maniche e stanno cercando di dare aiuto ad altri genitori, a superare questo dolore che non si può descrivere, perdere un figlio, che sia nel lavoro, che sia un incidente, che non si trova più. Ecco, è una cosa incredibile il dolore. Eppure l'unione fa la forza. Ecco, io spero di riuscire a portare anche queste mamme da Papa Francesco, perché se lo meritano, se lo meritano solo per l'impegno, nonostante questo dolore, però capire che unendosi, facendo gruppo e conoscendosi, è una cosa bellissima. Mi ricordo a Villa Margherita a Natale, quando hanno iniziato a preparare queste stanze, perché ognuno aveva una stanza con le foto dei figli che non ci sono più. Un dolore terribile. Ecco, ricordare tutto quello che era successo con queste foto, con queste lettere. Eppure, essendo assieme, sono riuscite perché bisogna iniziare anche a parlare di questo. Quanto brutta è la solitudine nel momento che non credo più a niente o a nessuno, non credo più in Dio perché mi ha preso mio figlio, non credo più a niente e mi chiudo in me stessa. Ecco, è là che tu devi avere il coraggio di suonare quel campanello e dire: io sono qua per aiutarti. No, cosa non facile, cosa non facile. Prego, dottoressa. Certo, quando si perde comunque la speranza di poter cambiare la propria situazione, di vedere al futuro, lì appunto tutto diventa nero e tutto diventa
estremamente buio e difficile. Certo, avere anche la conoscenza di queste associazioni sul territorio è utilissimo, Mirella, complimenti per questo lavoro, perché come dicevi ce ne sono tantissime di associazioni, non si conoscono e non si riesce ad arrivare all'obiettivo, quindi portare sostegno a quella famiglia, aiutare quell'anziano, coinvolgere quel gruppo di giovani. Invece conoscendosi ognuno può fare la sua parte per arrivare poi all'obiettivo comune. Ecco. Oggi tocca a te e sono vicino a te, indipendentemente di quello che stai parlando, può essere anche l'ambiente, ma ci sono, e poi io verrò da te. Ecco, ci scambiamo i dolori. Don Mazzai, quanto importante è abbracciarsi, ecco, capire che non sei solo, che ci sono altre realtà che ti stanno vicino e ti possono ascoltare, sono diventati amici. Ecco, questi genitori sono diventati amici. Ma dovevo fare io, Don Mazzai, scusi, non è che... ma ha capito dove voglio? È possibile che sia a me... Invece penso che qualcuno volesse che andasse avanti così, dividi e ti impera. Prego, Don Mazzai. Allora, tutti concertiamo come fossimo in un'orchestra nella nostra società al bene comune, ecco. Chi magari in maniera più diretta, chi in maniera più indiretta, chi per un'ora a settimana, chi per tanto tempo durante la settimana, ma dovremmo fare la nostra parte in questo e siamo tutti responsabili, siamo tutti genitori in qualche maniera. Dal momento invece in cui io mi delego ad altri oppure non mi interesso direttamente alle persone con cui ho a che fare, credo che si raggiunga una piccola falla in questa orchestra e a volte basta una persona stonata che un po' tutta l'armonia viene meno. Quanto più queste situazioni sono ampie e sono tante le persone che sono disinteressate, che sono meno partecipi, quanto più quello che ne risulta nel complesso è disastroso. Ecco. Quindi se invece ognuno fa la propria parte diventa anche ispirazione secondo me e come se fosse virale, cioè che crea contagio nell'essere partecipi, nel fare il bene, nell'abbracciare le persone, nell'accoglierle, nel far loro qualcosa di positivo, trasmettere loro qualche grande valore. Per cui ognuno nel suo piccolo, secondo me, se fa un contributo buono e positivo è veramente molto prezioso, per quanto piccolo sia. Per cui non rinunciamo anche a piccole cose che possiamo fare di bene per tutta la società, per tutte le persone, soprattutto quelle fragili che hanno più bisogno. Sì, ma quanta fatica, Don Mazzai, ma quanti paletti, ma che strada piena di chiodi, cropani che trovo, sbarre, perché non chiedo niente, sto cercando di far sì che queste persone non si sentano solo. Pensate, guardate che bella sta storia, dividi, e lo ridico, Don Mazzai, e ti impera. Abbiamo Celestina da Cavargere, cara Celestina, sentirete. Ciao Mirella, ciao. Perché hai ragione che tante volte dipende anche dai genitori che i figli si abbandonassero. Mirella, mi godo spara la vita per me figli, ma non mi chiamo mia pentia, mi ho sempre rancura, a fine mi ho sempre rancura. Tanti mi dicevano mettimi via e mi non mi ho mai messo via. Adesso una che conosco, non che voglia studiare, non che voglia lavorare, dice può arrivare. Andati fino a 13 anni a lavorare, non andare a scarpe, a stra, e ora. Dipende dai genitori, tanti genitori dipende, Mirella. Allora Celestina, racconta sia a Don Mazzai che alla dottoressa Tonel quanto hai amato questi figli tanto. Che avevano dei problemi. Racconta Celestina questa mamma. Tanto. E anche mi dava fastidio quando chi mi diceva che era una handicapata, mia figlia, che era handicapati. Mi veniva fastidio, Mirella, di dire che aveva problemi, era disabile o problemi, ma non handicapati come chi fosse sta di mostri, voglio dire, Mirella. Mi hanno sempre baruffato, ma sia qui dottori per avere il meglio per me figli, dappertutto, Mirella. Mi trovavo bene a Padova perché era una professoressa, ma tutte le professoresse di Padova mi sempre trovato bene. Dopo per qua mi ho trovato mai qua, però io sempre curavo, voglio dire che dopo se andavo oggi e là io finita, ecco. E io dico e guarda, va bene a perdere perché sta so che mai quando che parlo e basta. Grazie Celestina, un grande abbraccio Celestina. Vede, queste sono le mamme che io ascolto, Don Mazzai, tutte le mattine
oppure mi chiamano, mi telefonano, sempre cercando di sperare di avere un po' di aiuto, ma delle volte è solo un ascolto. Ecco, purtroppo, come ho detto prima, c'erano molti preti una volta, adesso sono pochissimi, mancano i medici di famiglia, per fortuna ci sono ancora i farmacisti, dico io per fortuna, che sia ancora il farmacista, che è diventato anche là uno sfogo, ma soprattutto ecco, manca l'ascolto, dottoressa. Noi dobbiamo iniziare ad ascoltare, perché forse non è il denaro, è proprio l'ascolto che manca. Delle volte vale più un ascolto che un piatto di minestra, dico io. Prego, dottoressa Tonelli. Sicuramente sì, sicuramente il ritorno è sicuramente maggiore. Quello che volevo però, che non vogliamo dare la colpa ai genitori, nel senso che a volte secondo me i genitori si sentono anche in colpa per quello che, per i segni di difficoltà che vedono nei propri figli, e quindi c'è la paura, la vergogna e la colpa. Non c'è colpa, nel senso, almeno insomma, quando si vedono delle difficoltà, la colpa è girarsi dall'altra parte e non affrontarle, perché nessuno va a dare la colpa ai genitori. Come il mondo della scienza è in continuo dibattito tra il contesto e la persona. Ci sono delle vulnerabilità personali che, inserite anche in un contesto meraviglioso, possono dare poi frutto a dei disturbi nel mio campo mentali. Qua non si parla di colpa, si parla di incroci di cose e così che danno quel risultato, ma secondo me la colpa è girarsi dall'altra parte, non affrontare, invece guardare, ascoltare e prendere in mano anche un po' la situazione, che a volte può essere molto doloroso, ma farsi aiutare, perché anche lì tante volte la vergogna fa sì che non ci si rivolga al professionista. Io parlo nella mia professione da psicologa, c'è ancora uno stigma attorno. Per non parlare psichiatra, mamma mia, esatto. Si può dire vade retro satara Domazzai? Sì, si capisce. Come ci saluta Domazzai? Devo correre perché purtroppo il tempo è terminato, spero ritorni ancora a trovarci Domazzai, perché un prete giovane, un prete che ha idee chiare, il punto di riferimento non è semplice trovarlo. Prego Domazzai. Sì, anche per me, dico, il tempo è abbastanza tiranno anche in questi giorni, in queste mattine, e come dicevi tu, effettivamente i preti magari sono sempre meno e sempre più indaffarati, chiaramente, però mi sento anche di dire che la nostra priorità di missione è anche proprio questa. Prima di tutto è accompagnare le persone anche nelle loro difficoltà, ma anche nei momenti belli, cioè non è che dobbiamo sempre solo sentire le miserie, le disgrazie delle persone, fa anche piacere poter condividere, ascoltare anche le cose positive e belle che una persona vive nella sua vita, e questo sicuramente edifica la persona stessa, me e la comunità cristiana in cui viviamo. Per cui io dico, andate pure a disturbare, tra virgolette, i vostri preti, anche se sono nel paese vicino e non più nel vostro, ma sentiteli vicini, chiamateli a casa, diteli di venire a benedire le vostre case, e così magari farci una parola insieme. Sicuramente saranno ben accetti anche di ascoltarvi, perché questa è anche la nostra missione, è una delle nostre priorità. Quindi vi saluto e vi ringrazio anche per questa trasmissione, e saluto anche tutti gli ascoltatori. Grazie a Don Ambrogio Mazzai, collaboratore di San Zeno di Mozzecane, che è stato con noi, collegato da Verona, veramente, e buona giornata e tanti matrimoni Grazie Don mille. Mazzai. Grazie. Sì, grazie. Allora, dottoressa Tonelli, come ci saluta? Che messaggio vuole dare? Prego. Io voglio dare il messaggio che non si deve perdere la speranza, che c'è sempre qualcuno pronto ad ascoltare, e la vergogna la teniamo da parte e ci apriamo al mondo, perché come dice lei, le associazioni ci sono, a volte aspettano di essere contattati, i professionisti ci sono e non c'è niente di irreparabile. E questo è importante. Pubblicità. Allora è rimasta con noi la dottoressa Giulia Tonelli, psicologa di Motta di Livenza, perché siamo collegati con Milano, dove c'è l'avvocato Marco Cagliandro, docente di diritto del terzo settore. Buongiorno avvocato e grazie di essere qui. Buongiorno Mirella, ma sono nella mia amata Treviso e quindi grazie. Allora avvocato Cagliandro, ci dice come sta cambiando il diritto del terzo settore, questo terzo settore che non abbiamo capito dove si vuole andare a parare. Cosa è cambiato, avvocato Cagliandro?
Guardi, proprio il 25 di giugno il Senato ha approvato una novità, insomma ha semplificato alcune questioni del codice del terzo settore che, come sapete, ormai è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2017. È più facile acquisire la personalità giuridica, sono stati alzati i parametri per i controlli contabili e fiscali, insomma si è cercato per gli enti di piccola entità di semplificare la situazione e di gravare il meno possibile sulle organizzazioni per quanto riguarda la parte amministrativa e di controllo, diciamo. Dove si vuole arrivare? Guardi, leggevo un articolo proprio oggi riguardante poi anche le associazioni sportive dilettantistiche. L'ottica è quella, ma ormai è da diversi anni che è in piedi, al di là dei governi poi che si succedono, è quella di fare in modo che il terzo settore diventi un qualcosa di stabile, di non troppo spontaneo, di molto organizzato, di tal che sia possibile dare ed erogare dei servizi di una certa qualità a determinati ovviamente livelli. È opinabile, posso capire, però diciamo che il volume d'affari ormai che gira, bisogna parlarne, perché è poco da dire. Fa sì che insomma è necessario mettere dei controlli, mettere sotto attenzione determinate dinamiche, perché non tutto il volontariato, non tutto il terzo settore, non tutta la spontaneità è tale. A volte si nascondono sotto il falso nome di associazioni di volontariato, di solidarietà, di fondazioni, delle vere e proprie attività di malaffare che utilizzano i soldi della beneficenza poi per fini personali. Ne abbiamo visto insomma la Striscia Notizia piuttosto che altri servizi, e quindi lo scopo è in questo momento questo. Avvocato Cagliandro, eravamo associazione, ODV, RUNS, tutti nomi strani, adesso l'ULS toglierà una S, non sarà più sociale ma sarà solo sanitaria, arriveranno tanti soldi, ma a chi andranno, avvocato Cagliandro? Perché facciamo respirare i piccoli, lei ha detto, che stanno soffocando, molti sono già soffocati, non ce l'hanno fatta. Noi arriviamo sempre dopo, ma fare prevenzione prima non sarebbe male. I controlli, ma io faccio la rendicontazione, avvocato Cagliandro, e là ci sei nel pezzo, fai vedere tutto quello che fai, meglio di così. Però lei ha detto una cosa importante, ci sono i furbetti. Ma dovevamo accorgersi nel 2024 che c'erano i furbetti, avvocato Cagliandro, dopo tutto quello che è successo, e che soprattutto io non riesco a capire, ecco, questi generali che sono al di sopra di tutte le associazioni, che dovrebbero unire, dovrebbero informare, vanno tutte da un'altra parte, fanno convegni che non riesco a capire a cosa servono, sono altri che dovrebbero farli, cioè perché mi mandi la locandina della mammografia, cioè sono altri che devono fare la mammografia, per dire non volontari insieme, faccio anche un nome, perché sono anche due, hanno diviso Belluno e Treviso, ma c'è sempre tanta confusione. Ma noi che lavoriamo, che siamo in prima linea, avvocato, facciamo fatica a capire veramente cosa sta succedendo, perché lei ha detto abbiamo snellito, ma per chi? Chi è che riuscirà a resistere dove ormai dobbiamo girare col commercialista? Io ho un banco solidale, avvocato, e mercoledì è da mettersi le mani nei capelli con tutto quello che devo mandare al banco nazionale, ecco, le entrate, le uscite, anche dei prodotti, i nomi, i cognomi, l'età, gli anni. Ma siamo proprio sicuri che hanno semplificato, avvocato, oppure che hanno semplificato un qualcosina per far vedere che qualcosa si muove? Prego, avvocato. Allora, intanto lei ha introdotto una serie di temi molto interessanti. Io partirei però da un presupposto. Il Covid è stato un momento di cambio per tutto, in particolar modo per il terzo settore. È stato anche un momento di selezione, se vogliamo, perché purtroppo, involontaria chiaramente, ma insomma tante persone di esperienza hanno dimesso le loro cariche, e si è capito che durante questo tipo di esperienza in particolare l'organizzazione, quindi la capacità di
organizzare le associazioni di volontariato, quindi di basarsi meno sullo spontaneismo, più su progetti consolidati e stabili, è diventato il metodo di azione, perché banalmente si tratta dell'applicazione di un principio costituzionale. Lo dice la nostra Costituzione come riformata nel titolo quinto, quando abbiamo scelto la devoluzione dei poteri, quindi il fatto di renderci più autonomi o di avere sacche di autonomia, insomma, a livello costituzionale, si parla di sussidiarietà orizzontale, cioè tutta la comunità si aiuta, non dipendiamo più dallo Stato come prima. Tanto è vero che appunto c'era un'anomalia in Regione Veneto, è l'unica regione che aveva ancora i servizi sociali, l'organizzazione dei servizi sociali a livello di ULSS. Adesso si parla di ambiti, quindi si sta costruendo una rete territoriale un po' più capillare, dove non c'è più l'ULSS a livello di provincia, ma ci sono gli ambiti in cui partecipano i comuni, e si cerca di mettere in rete anche l'organizzazione comunale. Banalmente il problema che c'è a Treviso ce lo può avere Quinto, ce lo può avere Paese, se mi metto in rete, condivido informazioni e riesco a dare un servizio di un certo tipo. E in questo ambito entra il terzo settore. Il terzo settore che deve necessariamente essere strutturato, deve dare delle risposte, perché ormai non è più, ripeto, spontaneità, è un vero e proprio intervento sociale della comunità, e per fare questo è necessario che sia preparato, organizzato. E poi, come diceva lei, attenzione, distingo un punto, una cosa è far parte di organizzazioni di secondo livello che chiedono una certa forma di rendicontazione, chiaramente probabilmente anche ai fini del bilancio sociale, piuttosto che ai fini di rendere conto al Ministero di determinate situazioni. Però diciamo che se io ho una piccola associazione fino a 300.000 euro, che non è proprio piccola, però insomma i limiti del codice del terzo settore sono questi, dal 25 di giugno, prima erano 220.000 euro, i controlli che ho sono quasi zero. E lei mi capisce però, Mirella, che con 300.000 euro se ne fanno di cose volendo, e chi ha cattive intenzioni può raccogliere 300.000 euro, non rendicontarli o rendicontarli un po' alla buona, e la verifica è assolutamente difficile. Quindi dobbiamo scontrarci con queste due esigenze: il cambio generazionale in corso, la complicazione, insomma, del sistema in cui ci siamo, perché c'è bisogno del terzo settore, e dall'altro lato la necessità di evitare furberie di vario tipo. Purtroppo ce ne accorgiamo adesso? No, in realtà lo sappiamo da tanti anni, è che prima non c'erano strumenti adeguati di controllo e adesso si sono lentamente introdotti con molta difficoltà. Sentiamo come commenta la dottoressa Tonel, ecco, questo terzo settore continuamente in movimento, in cambiamento, bisogna fare prevenzione, bisogna controllare. Io sono stata controllata sul Banco Solidale, ho ricevuto anche i complimenti, lo dico, perché hanno detto che è un banco solidale veramente perfetto, nel vero senso della parola. Qua devo ringraziare tutti i volontari, ma in generale anche i volontari che fanno un lavoro enorme. Secondo lei c'è proprio la volontà di aiutare il terzo settore, oppure stiamo ancora parlando di burocrazia e invece di servizi alla persona? Non arrivano più generi alimentari, ad esempio, dobbiamo comprarli perché non arrivano più. Ho avuto la presidente del Banco Alimentare di Verona, dove io vado a prendere queste derrate alimentari che la Comunità Europea ci dà, e non arriva più niente o pochissimo. Eppure io devo dare da mangiare a queste persone, e io devo dare da mangiare, noi facciamo ogni mercoledì che duri una settimana, e devo dare una borsa dignitosa, perché non sono gente, gli ultimi, non sono sacchi a perdere come li chiama qualcuno, perché qui li chiamano così, sa, avvocato Cagliandro, qualcuno li chiama sacchi a perdere. Eppure sempre burocrazia, abbiamo sentito l'avvocato Cagliandro. Siccome ci sono i furbetti, allora adesso facciamo un bel repulisti, andiamo a vedere tutti. Ma siamo proprio sicuri che vadano a vedere proprio i furbetti, o che magari ci sono delle deviazioni? Prego, dottoressa. Questa è l'eterna domanda all'italiana, ecco, insomma, forse anche negli altri paesi non lo so, ma in Italia so che è abbastanza comune questa domanda. E non lo so, perché poi in fondo i furbetti trovano sempre il modo di continuare a fare i furbi, e sono gli onesti che invece si trovano a dover fare
più burocrazia, a rispettare maggiori regole. Certo è che, come diceva l'avvocato, insomma, alla fine se il tetto è di 300.000 euro, con 300.000 euro ne fai di strada? Esattamente, insomma, le associazioni che conosco io di solito lavorano con molto meno e appunto, come dice lei, Mirella, devono un po' arrabattarsi, no? Per effettivamente riuscire ad aiutare tutti. L'avvocato parlava anche di ambiti territoriali sociali, che è il nuovo tema, e non sono particolarmente preparata, ma la domanda che mi frulla sempre in testa è questa: è vero che si mettono in relazione l'ambito sociale tra i vari comuni, ma la mia domanda, e questo magari l'avvocato mi risponde, non è vero che invece si cerca ci si allontana dal territorio proprio in un momento storico in cui l'avvicinamento al territorio fa sì che ci sia più vicini a quelle che sono le situazioni di emergenza, perché nei comuni, soprattutto nei comuni piccoli, ci sono tantissime persone con difficoltà, famiglie in difficoltà, che avrebbero bisogno di un contatto più stretto e più diretto con l'ambito sociale del proprio comune. Quindi ho sempre questa domanda: se è vero che la rete dà una mano, perché se qui c'era un problema, è stato risolto, posso utilizzare la stessa soluzione, ma non si rischia di allontanarci dal territorio? Avvocato Cagliandro, a lei? È una domanda interessante. Io qui rispondo più che da professionista, da membro di varie organizzazioni su cui, ahimè, per mia fortuna ho l'occasione di affrontare questi temi. Il problema principale che si è ravvisato è la mancanza di risorse, nel senso che molto banalmente, nonostante tutto, che se ne dica, l'ultimo anche taglio è di qualche mese fa, quindi non stiamo parlando di cose sedimentate negli anni, per il sociale c'è sempre meno. E quindi si punta molto sul fundraising, si punta molto sui bandi, si punta molto sull'ottimizzare le risorse, e quindi per ottimizzare le risorse cosa si fa? Si dice: vabbè, ma un comune che ha 28.000 abitanti può aiutare quello che ne ha 5.000 magari con termine, e magari su una problematica di tipo sociale cercare di fare sinergia? In questo senso è un po' direi che si sta cercando di lavorare. Dobbiamo fare una considerazione: l'ambito non assorbe le competenze dei servizi sociali comunali, assorbe le competenze dei servizi sociali dell'ULS. Ricordiamoci che le ULS prima erano, ad esempio in provincia di Treviso, 3, e di conseguenza c'era il direttore dei servizi sociali che era di competenza territoriale, quindi c'era sul territorio in maniera più evidente, mentre adesso abbiamo un'unica ULS, e il problema che c'è a Vittorio Veneto potrebbe essere diverso da quello che c'è, anche per un banale discorso di rete, a quello che c'è a Casale sul Sile. Quindi banalmente si è pensato di fare gli ambiti per omogeneità territoriale, cercando di mettere in rete quei comuni in quel determinato contesto, lì indirizzare i fondi e attraverso il sistema che appunto è quello dei bandi, oltre alle competenze poi tipiche degli enti che dovranno occuparsene, e cercare di coinvolgere quindi in questo senso il terzo settore attraverso gli strumenti che il codice del terzo settore ha introdotto, dobbiamo dirlo perché prima non c'erano, della coprogettazione e della coprogrammazione e coprogettazione. Quindi il terzo settore coprogramma insieme alla pubblica amministrazione, all'ambito, cerca di portare la sua esperienza per risolvere quell'esigenza, e poi progetta, realizza insieme all'amministrazione la progettazione. Poi che questi strumenti siano conosciuti dall'una e dall'altra parte, quindi dalla pubblica amministrazione o dal volontariato, ahimè è esperienza di quasi tutti i giorni che così non è. Abbiamo qualche eccellenza, qualche situazione in cui i pubblici amministratori piuttosto che i pubblici funzionari, che sono in realtà quelli che dovrebbero avere maggior conoscenza della cosa, adottano questi strumenti e quindi si risolve un problema e si riesce a fare un meccanismo virtuoso, altri no. Chiudo sul discorso delle reti, perché poi sull'ambito questo conta. Io cito un progetto che si chiama Agire, che è un progetto organizzato dal coordinamento del volontariato della Sinistra Piave, giusto per fare un paragone, dove si sono messi insieme una decina di associazioni, una fondazione di comunità, alcune cooperative sociali
e ha lo scopo di avvicinare i giovani al volontariato e anche di favorirli nel coinvolgimento delle attività di comunità, quindi ci sono anche attività lavorative, retribuite peraltro, e tutto è stato fatto però sotto la forma del progetto e della rete, quindi si è messo insieme per meglio utilizzare fondi e risorse e per scambiare anche esperienze, e questo sta portando un vantaggio. Certo è un cambio di paradigma, di mentalità su cui dovremo cominciare a riflettere, ve lo dico con molta pragmatismo. Avvocato Cagliandro, io l'ho ascoltata molto attentamente, la ringrazio anche per queste spiegazioni che sono molto importanti, anche a casa devono capire, perché gli addetti ai lavori parlano, però è giusto anche che a casa si riesca a capire finalmente cos'è questo terzo settore, perché terzo settore ma nessuno capiva cos'era, perché anche era difficile anche spiegarlo. Però io ho un dubbio, avvocato Cagliandro. Non è che la politica sia entrata troppo a gamba tesa anche sul terzo settore? E le spiego il perché. È vero quello che dice lei, che ci sono questi bandi, questa coprogettazione, però le posso anche assicurare che se non fai parte di certi cerchi magici, tu a questi tavoli non ci arriverai mai. Puoi portare avanti anche il progetto, puoi partecipare, ma difficilmente arrivi, avvocato Cagliandro. Mi dispiace se avvocato dirlo, perché io ho dovuto fare, e l'ho detto prima anche a don Ambrogio Mazzai e anche alla dottoressa Tonel, ho creato le associazioni Abbracciano le associazioni, perché nella mia trasmissione che si chiama Sveglia Veneti io ho sempre invitato tutti, dalle più grandi alle più piccole. E quello che mi preoccupava è che sentivo continuamente quelle piccole, quelle che magari sono anche in prima linea, che si rimboccano le maniche, che cercano anche di dare il proprio contributo, che non venivano mai invitate da nessuna parte. Ai tavoli importanti, dove per diritto, siccome c'è un'iscrizione, avrebbero dovuto esserci, non c'erano mai. Ma si continua così, avvocato Cagliandro. Cambia la formula, però la sostanza rimane quella. E questo ve lo dico perché questo fa molto male, perché sono veramente delle persone meravigliose e non cambia il sistema, perché queste persone danno fastidio, perché dividi e ti impera. Dottoressa Tonel, sono io che ho questa sensazione sbagliata, però i numeri sono numeri perché le ho raggruppate e non a caso sono 30 associazioni. Non sapevano mai niente, non partecipavano mai niente. Le risulta questo, dottoressa Tonel? Ma sì, sicuramente anche nei comuni piccoli, quando si va all'ufficio dei servizi sociali, si chiede la lista delle associazioni che ci sono nel territorio, si rimane sempre colpiti dal numero delle associazioni. Anche nei piccoli comuni che lavorano all'interno dello stesso comune c'è poca conoscenza, quindi non mi stupisce Mirella di quello che mi racconta. Mi auguro, con quello che diceva l'avvocato Cagliandro, che la messa in rete e il cambio totale di paradigma che ci è richiesto con queste nuove leggi possa dare un respiro più ampio e più profondo e per poter appunto lavorare meglio. Il problema è che in Italia abbiamo le leggi, ma se non vengono applicate, abbiamo la Costituzione che è molto chiara, ma se non si applica. Allora ecco la mia paura, avvocato Cagliandro. Io spero che le parole e anche il buon senso, ecco, il buon senso vada oltre quella che è la burocrazia, che è l'appartenenza politica, ma guardiamo alla sostanza che è l'aiuto alla persona. Ma chi se ne frega di essere in 7.500 e tutti facciamo tutto, se poi troviamo l'anziano morto, come ho detto prima, o un ragazzo che si suicida, o la signora che non ha coraggio di venire a prendere la borsa perché si vergogna, perché c'è ancora questo, e qualcuno dovrebbe raggiungerla perché è un nome e cognome, un indirizzo. Non so, io penso veramente fare un censimento, ad esempio, dei fragili. Ma come fai a non sapere che c'è quel fragile che vive in questa condizione? Sa perché le dico questo, avvocato? Perché io continuamente ricevo le telefonate di solitudine di questi anziani che non riescono neppure a parlare, oppure che vivono al terzo o quarto piano e non riescono a scendere e nessuno va a prendere. Cito un caso, Padova, eppure la città del volontariato, o sbaglio?
eppure non abbiamo il nome della persona. Allora io devo chiamare l'associazione che c'è, e scusi, guardi che c'è questo, come mai? Non lo so. Sì, so io che non lo sai. Cioè, è difficile fare un elenco delle fragilità, dove dobbiamo andare a parare, chi dobbiamo aiutare, perché ormai tutti facciamo tutti, è come il cane, 7 padroni, poi muore di fame. Prego, avvocato Caliandro. Intanto mi piaceva evidenziare che la nostra Costituzione ha anche l'articolo 2, non solo l'1, che è il famoso articolo che tutti citano, ma che dice in maniera molto chiara che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti individuali dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Cosa dice questo articolo 2? Che tutti noi, al di là del fatto di appartenere ad un'associazione, abbiamo doveri inderogabili di solidarietà, anche sociale. Quindi la Costituzione è nata con lo scopo di dire a tutta la comunità aiutiamoci insieme, e quindi quello che lei ha appena segnalato, il fatto che lei si sia attivata ad esempio per mettere in relazione una persona con bisogno rispetto a un'organizzazione che può aiutare a sopperire il bisogno, è comunque un ottimo agire civile e perfettamente consono nell'ambito del nostro anche principi costituzionali. Stiamo parlando dell'articolo 2, quindi non siamo nei principi proprio della Costituzione. Posto questo, c'è anche un dato che dobbiamo però tenere in forte considerazione. Allora, elenchi ne esistono. Adesso, per esempio, una cosa che chiarisce molto la riforma del terzo settore è che finalmente abbiamo la banca dati ufficiale statale di tutte le organizzazioni che possono fregiarsi del titolo di enti del terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale o impresa sociale. Prima non c'era e banalmente non avevamo neanche la possibilità di risalire a chi era il presidente di quell'organizzazione, perché magari il codice fiscale non era mai stato modificato ed era intestato ancora al fondatore. Non potevamo sapere chi erano i direttivi, non potevamo leggere i bilanci. Quindi è anche vero che il registro unico nazionale del terzo settore diventa una sorta di camera di commercio del terzo settore, e questo ci dà la possibilità di sapere anche con chi abbiamo a che fare, perché tante di quelle piccole associazioni di cui discutevamo prima, come le dicevo, non sono associazioni effettivamente rappresentative di una realtà, possono esserlo, ma anche no, come le dicevo, ci sono sacche di illegalità e anche di irregolarità che insomma non fanno del bene. Poi dopodiché anche sulle debolezze le abbiamo, ci sono gli elenchi, ecco, sono riservati, eccetera. Ma ci sono anche tutta una serie di persone che in questi elenchi non rientrano, soprattutto noi che ci occupiamo anche di questioni riguardanti ad esempio le amministrazioni di sostegno. Ci sono delle debolezze che non sono da elenco dei servizi sociali. L'anziano che lei citava prima, che è rimasto solo, io ne conosco tantissimi, e per dire, da identificare la badante che può andare ad assisterlo, a fare l'amministrazione di sostegno, quindi cercare chi si impegna a diventare il suo amministratore di sostegno per aiutarlo nelle pratiche, è tutto un problema che fa parte però di una situazione della nostra comunità in questa fase, cioè bisogna rinserrare i ranghi e ritornare a un'idea di comunità, almeno a mio modestissimo giudizio, come quella che era nel passato, insomma, dove l'associazionismo e la voglia di aiutarsi forse dico, la mia opinione, era un po' più... Allora, avvocato Caliandro, io leggo la Costituzione tutti i sabati mattina perché la trovo veramente una cosa importante, anche magari se qualcuno si annoia non importa, io la leggo tutti i sabati la Costituzione perché per me è giusto così. Quello che però non trovo giusto, e io sto seguendo, come dice lei, ci sono le leggi, ecco, ci sono chi dovrebbe adempiere a questo perché sono chiare, quello che mi aspetta di diritto non arriva. Io sto seguendo una mamma in carrozzina col figlio completamente paralizzato, anzi vegetale, lei se lo tiene a casa perché dice se Romano lo porto da un'altra parte muore subito, me lo tengo stretta, se lo cura, le posso assicurare, avvocato Caliandro, che non ha nessuno aiuto. Nessuno arriva in quella casa ad aiutare questa mamma in carrozzina, Romano ormai ha quasi 50 anni, questa mamma ha già perso un altro figlio
Ho provato di tutto, avvocato Cagliandro, e tutti mi dicono li aspetta di diritto, devono arrivare. No, non arriva, avvocato Cagliandro, non arriva. Allora ho penso un avvocato, l'avvocato che segue le associazioni, i Veneti Schiacciati, l'avvocato Pavanetto, per vedere di trovare una soluzione. Romano ha perso addirittura la casa, non ha più neppure la sua casa, gliel'hanno tolta. Capisce, avvocato Cagliandro, che dobbiamo guardare invece i servizi alla persona? Se ci sono, devono arrivare, non può essere che questa mamma, guardi che può guardare le riprese che abbiamo fatto a Sveglia Veneti, io sono andata a casa, l'ho fatta vedere per cercare di capire che aveva bisogno di aiuto, arriverà. Non arriva mai, neppure il materasso. Ho dovuto chiedere il materasso e un'associazione di volontariato di Mestre ha portato il materasso per Romano. Capisce, avvocato Cagliandro, che non ci siamo proprio? Cioè tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare, ma questo mare è diventato un oceano. E cosa deve fare questa povera donna che vive a Vougano, io dico anche il nome perché tanto è pubblica questa cosa, la sanno tutti, per avere aiuto? Chi è che deve avere aiuto? E se uno non fa il suo dovere, chi è che va a controllare questo che dovrebbe arrivare da questa povera mamma a Romano per cercare di aiutare? Romano va pulito, va accudito, ci dovrebbe essere una terapia quasi settimanale, 2 volte alla settimana. Mai fatto niente o pochissimo, si riperde tutto nel vuoto. Allora, avvocato Cagliandro, serve la burocrazia o serve più qualcos'altro oltre alla burocrazia? La forma, come dico sempre, o la sostanza? Prego, avvocato Cagliandro. Su questo sono assolutamente d'accordo con lei. Adesso non conosco il caso, cioè l'ho visto all'interno della sua trasmissione un paio di volte, ma non conosco poi i meandri che... Uno dei casi sa, avvocato, se vuole ne ho diversi, No, ma no, beh guardi, lo posso capire, ahimè, lo vedo anche nel mio ambito, quindi come le dicevo prima, ho anch'io dei casi che gestisco a livello professionale inevitabilmente, perché non c'è nessuno che gestisce questa cosa a livello umano o, come si può dire, istituzionale. Bisogna capire se il terzo settore è in grado di fare breccia, soprattutto per le esigenze, io uso un termine, me lo perdoneranno gli ascoltatori, ma dico elettorali. Sono convinto che tappare una buca in un viale principale di una città porta 200 voti, anche 300, anche 500, dipende dalla via della città. Salvare o aiutare Romano non porta 200 voti. E questo è un problema che riguarda la politica, riguarda anche noi, comunità, lo scambio di valori e quant'altro. Quindi la domanda è: come mai non c'è un servizio per Romano? E perché? Perché in teoria ci sono dei livelli di assistenza previsti, c'è un servizio che dovrebbe essere predisposto dall'ASL per quanto riguarda le cure domiciliari e dal comune che sorveglia insomma questo tipo di situazioni, quindi qui c'è una mancanza che dobbiamo capire a chi risale e che è grave, se è così è estremamente grave. E come dice lei, giusto, di fronte a questo tipo di problematiche, tutto ciò che discutiamo in materia di enti del terzo settore, organizzazione, eccetera, eccetera, va ovviamente in secondo piano, anche in terzo, anche in quarto. Dottoressa Tonelli, cosa dice? Queste fragilità che nella carta dovrebbero avere tutto, anzi di più, e poi invece nella realtà sono sole e abbandonate. Lei conosce questi casi e sono casi veramente casi disperati che dovrebbero essere il primo posto, ma giustamente come dice l'avvocato Cagliandro, che l'ha detto anche un altro psicologo, il dottor Casteller, Romano non porta voti. Le mamme che hanno perso i loro figli o per incidenti stradali o sul lavoro, quanti voti possono portare? 3, 4, 500, 600? Sono niente. E allora si può andare avanti così? Si può continuare ancora a parlare di burocrazia, di carte, di piani, proprio anche di progettazione, e poi rimani sempre rimani indietro e non hai quello che ti interessa.
che è l'aiuto alla persona. Non abbiamo le RSA, abbiamo liste d'attesa enormi, però si trovano i soldi per fare la terza, quarta corsia, la pista da bob, tutte le infrastrutture, là si trovano i soldi. Abbiamo una popolazione che invecchia e nessuno si preoccupa, abbiamo rette che non tutte riescono a passare, ma c'è la Svama. Anzi, vorrei ricordare il nostro Ettore Bragazza, a 98 anni, avvocato Caliandro, l'odissea per metterlo su una RSA, cieco, avvocato cieco, aveva una Svama con 45 punti. Non le dico cosa ho dovuto fare, ma cosa vuoi svamare a 98 anni cieco? Ma cosa vuoi svamare, avvocato Caliandro? È morto, avvocato, è morto. Dopo 3 giorni che ero riuscita finalmente a portarlo su questa benedetta RSA, è morto. Non ce l'ha più fatta. Allora capisce che sono arrabbiata, avvocato Caliandro, quando vedo che invece qua non abbiamo le risposte. Ma come? Questa persona è cieca. Cieca, sto dicendo, avvocato, ha 45 di Svama. C'è la relazione del medico di famiglia, perché è quella che fa testo. È quella, dottoressa Tonel, che fa testo. Ma se questa medico dice ma non posso mica scrivere quello che non è, ma scrive che è cieco, cioè perché era cieco, non ci vedeva. La Svama, è importante la Svama. Quando è morta tua mamma? Gesù Cristo quando è nato? Sì, il Papa come si chiama? Dottoressa Tonel, non le sembra che forse a un certo punto dovremmo superare e vedere veramente chi è la persona che abbiamo di fronte, cosa possiamo fare nell'immediato per aiutarla, per cercare che finalmente questa creatura abbia quello che è il rispetto della vecchiaia. Ecco, questi centenari che ormai sono tantissimi. Prego, dottoressa Tonel. Certo, io vorrei riportare però un po' il discorso sul senso di responsabilità, perché è vero che aiutare una persona in difficoltà non porta voti tanto quanto sistemare il marciapiede, ma i voti siamo noi. Quindi in fondo, cioè, se vogliamo cambiarla questa comunità, se vogliamo dare un senso diverso alla società, siamo noi chiamati in prima persona a fare un cambiamento, a fare una riflessione su quello che vogliamo per il nostro futuro, perché è vero, a volte diventano degli slogan, sono tutti slogan molto veri, però secondo me poi si dimentica la parte di responsabilità personale che tutti noi abbiamo su queste situazioni anche. Quindi non porteranno voti, ma quando tocca a me, quando dovrò essere chiamata io a esprimere il mio voto, intanto è molto importante perché si sta perdendo proprio anche questo, il nostro primissimo diritto, che è quello di votare. Dobbiamo anche un po' fermarci a riflettere che cosa vogliamo, perché poi si riempiono tutti un po' la bocca, no? Di questo, il povero, la politica, e alla fine poi quando dobbiamo fare la nostra parte ci nascondiamo un po'. Ma le sembra che ci viene voglia di fare la nostra parte con gli esempi che abbiamo, su luoghi sacri, e poi ci lamentiamo delle baby gang, dottoressa Tonel? No, questi sono padri di famiglia, compagni, visto che parliamo di femminicidi, di donne maltrattate, e questo è quello che vediamo, e il ragazzo, ma lui fa parte della baby gang, la gang è da un'altra parte. Avvocato Caliandro, ecco, burocrazia, rispetto nella bilancia, il bisogno della persona. Secondo lei riusciremo a cambiare qualcosa, a far sentire invece la voce del fragile, quello che ha bisogno di una risposta immediata che bisogna dare? Volente o nolente bisogna dare questa risposta immediata. Prego, avvocato. Posso solo augurarmi di sì, anche se ovviamente condivido quello che ha appena detto anche la dottoressa Tonel, ci vuole responsabilità e, come citavo prima, citavo l'articolo 2 della Costituzione per dire che il dovere inderogabile è di tutti i cittadini della Repubblica, il dovere inderogabile di solidarietà sociale. È chiaro che se assistiamo a quello che assistiamo negli ultimi 5-6 anni in particolare, un qualche dubbio viene, inevitabilmente. Noi abbiamo assistito all'interno delle organizzazioni di volontariato ad una perdita di risorse umane,
Abbiamo visto dopo il Covid un irrigidimento, anche una perdita del valore di comunità. Dovevamo uscire migliori, a mio modestissimo giudizio non lo stiamo facendo, forse è uno dei traumi del Covid. C'è una disintermediazione, nel senso che ormai non si va neanche più a votare. Io ho assistito banalmente alle tornate elettorali in provincia di Treviso, dove abbiamo raggiunto punte del 59% di astensione. E quindi io una domanda me la faccio, almeno io personalmente: come mai il 59% delle persone non va più a votare, nemmeno per il sindaco del loro comune, e via discorrendo. Quindi sì, responsabilità, però il richiamo alla responsabilità deve essere un richiamo che parte dagli esempi. Se vogliamo responsabilità ci vuole qualcuno che dia l'esempio, e noi nel nostro piccolo dobbiamo continuare a darlo, non mollare, dare l'esempio, e forse qualcuno pian piano seguirà la strada che ha tracciato la signora Mirella, che traccia la dottoressa Tonelli, che tracciano i centinaia di migliaia di volontari che a vario titolo si impegnano giorno per giorno per portare qualcosa alla loro comunità del tutto gratuitamente. È un seme che pian piano, o anzi una goccia che pian piano dovrebbe formare un oceano. Noi auspichiamo che così sia. Non posso e non voglio pensare che si possa peggiorare. Allora, più che all'astensione, io da anni, dottoressa Tonelli, non è che scopro l'acqua calda, lo fanno in altri paesi, darei il voto ai sedicenni, lo dico quasi tutte le mattine. Siccome diamo pure il patentino, li mettiamo nella strada e li responsabilizziamo, perché è importante, io direi che sarebbe ora di dare il voto ai sedicenni. Qualcuno, anche qualche insegnante, dirigente scolastico, mi ha detto bisogna vedere se sono pronti, bisogna prepararli, perché i trentenni, i quarantenni, i cinquantenni sono pronti. No, vorrei che qualcuno me lo spiegasse se sono proprio pronti rispetto al sedicenne, che forse è più pronto di quello che pensiamo, perché a mio avviso io ho molta fiducia nei giovani, io vedo tantissimi bravi giovani, ma veramente tanti. Purtroppo è l'esempio negativo, che è quello che fa Breccia, e questo mi dà molto fastidio, perché abbiamo dei giovani meravigliosi, basta vedere nella musica, nella cultura, dappertutto, nella ricerca, nella robotica. Loro ci sono, io li invito. Poco tempo fa, avvocato Caliando, lo dico anche alla dottoressa, ho avuto un ricercatore che ha scoperto, un ragazzino di 22 anni, la stella variabile, una roba meravigliosa. E per caso lui è diventato ricercatore, perché è andato all'osservatorio, per caso, ed è stato affascinato. E da là è partita questa ricerca ed è diventato un numero 1 con questa stella variabile. E lui ha detto una cosa semplicissima: se io non fossi andato là, chissà, non sarei mai diventato quello che sono diventato, perché non è la stessa cosa di vedere l'osservatorio su Google. Ecco, forse questo ci fa capire, dottoressa Tonelli, che forse dobbiamo andarli a prendere per mano. Loro sono stanchi della lezioncina in classe. Io sono questo, faccio questo, siamo in tanti, siamo bravi, belli e buoni. Lui vuole diventare protagonista, sbagliare ma essere protagonista, ma non ci conosce. Non ci conosce perché non tutti arrivano alle scuole, bisogna essere fortunato a trovare il dirigente che ti apre le porte, ma soprattutto, a mio avviso, loro hanno bisogno di uscire dalla scuola per conoscere il mondo del volontariato. Ma costa? Ecco qua la domanda. Il trasporto, l'assicurazione. Allora io dico a questo dirigente: mi scusi, ho sbagliato stanza, non dovevo venire in questa stanza, perché non funziona così. Non è il progetto che io ti devo presentare. È quello che dico prima, non è la forma, è la sostanza del progetto, capisci quello che ti dico? Però se la politica batte un cenno, questo trasporto arriva questo convegno dove ci sono tutti, allora là non ci sono problemi di soldi. E noi siamo senza giovani nel mondo del volontariato. Prego, dottoressa Tonelli. No. Che purtroppo è vero, funziona così. Io credo che serva la sostanza e anche la forma, nel senso che tutti dovremmo rispettare la stessa forma, perché il rispetto delle regole fa sì che poi tutti abbiano le stesse opportunità, e comunque senza regole non si può, non si vivrebbe in una società organizzata, insomma. Certo è vero che poi c'è chi può non oltrepassare alcune regole. Purtroppo questo c'è sempre stato e
se avessi la soluzione forse sarei già da qualche altra parte, in qualche... Però sì, io richiamo appunto il fatto ognuno di noi dà il proprio esempio, come diceva l'avvocato, ed è un esempio per la società, per gli amici, per chi ci sta attorno, è un esempio all'interno della nostra famiglia, e gli esempi sono quello che poi fanno la differenza, insomma. Lei sarebbe favorevole di dare il voto ai sedicenni? Beh, lo fanno anche in altri paesi, sì. In Grecia lo danno a 17, ma siamo là, noi invece abbiamo paura del sedicenne. Fa così paura il sedicenne, avvocato Cagliano, anche il mondo del volontariato? Divide e ti impera? Guardi, no, nella mia associazione a cui fino a qualche tempo fa appartenevo, poi per motivi professionali sono dovuto uscire, l'età media era 23-24 anni, quindi avevamo anche dei sedicenni. Il problema secondo me è trasferire questo concetto sull'elettorato. Io ho molto a che fare con i giovani perché è un ambiente che amo particolarmente, mi rendo conto che lo stacco generazionale tra me e un ragazzo io ho 46 anni e un ragazzo di 26 anni, quindi 20 anni di differenza, è 10 volte superiore a quello che avevo io con mio papà a pari distanza di età. Il mondo cambia in maniera talmente veloce e io la domanda che faccio è: uno, siamo in grado di parlare a livello politico, istituzionale, di corpi intermedi, di volontariato organizzato ai giovani? Perché i giovani vanno coinvolti ma hanno una mentalità totalmente diversa dalla nostra, quindi bisogna saper accettare i cambiamenti e riuscire a favorirli. Numero 2, tutti gli elettori anche sopra i 18 anni sono preparati al voto, lo esercitano con responsabilità, conoscono la Costituzione, sanno che i governi non si votano, ma si votano i parlamenti, sanno ad esempio cos'è banalmente la tripartizione dei poteri, cioè come funziona a livello di base la nostra democrazia, e quindi evitare quei post su Facebook pieni di odio che a volte allontanano i giovani proprio dal bene pubblico, dalla volontà e la voglia di darsi da fare per la propria comunità. Perché se noi trasmettiamo sempre odio, trasmettiamo sempre temi, diamo dei messaggi negativi in questo senso, possiamo anche allargare il voto ai sedicenni, però potremo anche rischiare di aumentare in maniera drammatica la già importante astensione. Quindi sì, per me a dare il voto ai sedicenni, se vi sono i presupposti non c'è nessun problema, abbiamo già tolto dei limiti dalla Costituzione che sono riguardanti ad esempio la candidabilità al Senato, che prima era limitata e non si poteva votare al Senato fino a 26 anni, adesso si può, è un ulteriore passo, si può fare. Il concetto è: siamo in grado di coinvolgerli poi? Questo è, non sono loro il problema, siamo noi, secondo me. Infatti, perché in questa maniera diventerebbero protagonisti e cambierebbero magari anche le sorti del paese, perché hanno le idee chiare anche dove vogliono parare. Non è che non sappiano dove andare a parare, molti, tanti magari non lo sanno, ma come lo può sapere anche un trentenne, un quarantenne, un sessantenne? Però provare, ma in questo paese provare è difficile, fare a passi avanti è molto difficile. Come commenta, dottoressa Tonnell, ecco, questo scollamento che c'è tra veramente quella che è l'istituzione e il mondo giovanile? Ecco, questo è quello che mi preoccupa, sono molto lontani. Ecco, solo sentire la parola politica molti rabbrividiscono, perché gli esempi sono quelli che vedono, quelli che vediamo, dalla fragilità del territorio, ai servizi alla persona, alla scuola, alla sanità, perché di questo si parla, dottoressa, prego. Secondo me c'è da fare un passo nel mezzo da tutti e due questi soggetti. La politica, secondo me, deve capire che, come diceva l'avvocato, le differenze sono enormi, cioè il mondo sta cambiando talmente velocemente che dobbiamo metterci e accettare quello che di nuovo i giovani possono portare. Dall'altro i giovani devono però diventare veri protagonisti, e quindi l'essere protagonisti ha
dei pro e dei contro, dei diritti e dei doveri. Non si può pensare di essere protagonisti avendo solo i diritti, perché ci sono anche dei doveri. Nel momento in cui poi appunto un sedicenne ha il diritto di voto, ha anche il dovere di esprimerlo in modo congruo e quindi di partecipare alla vita sociale, associativa, politica del proprio paese. Quindi secondo me c'è da fare un passo ognuno verso l'altro. Ognuno dei due soggetti deve prendersi però appunto sapere che ci sono dei pro e dei contro da tutte le parti. Rinaldo, dove sei stato? Rinaldo, vai! Ieri andato a toccare via, Mirella. Che cascalina? Vai! Buongiorno ai tuoi ospiti intanto. È il problema che si arriva a affrontare voi altri. È già essenziale, ma purtroppo i giovani non si avvicina alla politica, soprattutto per quello che vede cosa che fa i politici, come chi si comporta. È un assurdo, no? Una volta la politica faceva parte anche di giovani che si interessava, adesso più dei spris, dei giochi, i che comincia col Festival di Sanremo, chi farà, ma cosa in imbrombo è su con quello che voglio, Mirella. Fate trasmissioni per televisione che fa schifo, ma per la televisione italiana più le robe vecchie già fatte noi ne fa e paghiamo la televisione. E nessuno dice che avremo se via e mi iscrivo a Mirella dalla sua televisione. Dovrebbe più caro pagare da te che ti fa qualcosa che la televisione italiana, la gente ne vergogna. Gli dà 700-800 mila euro a uno per fare la trasmissione. Dice eroi, dice ma cosa? Eroi qui che fa del tempo ai giovani che fa il volontariato, giovani che danno una mano alla gente che ha bisogno. Ma il 90% di giovani di adesso non gli avevano insegnato niente. Noi altri da Pitei, quando invece parlava, eravamo tutti vicini che pareva che spiegasse al mondo intero. Andavamo a casa per contenti di quello che lei contava, che magari non era neanche vero. Ma adesso i giovani, gli altri interessi, noi siamo più ignoranti, come già studiati, i propensi per certe robe, ma non gli interessa, non sono invogliati dall'esempio che avremo dai politici. I politici fanno quello che vogliono, le commissioni, il tempo, il culo, i signori fa quello che vogliono e i politici sono uguali. La politica adesso è una schifezza, perché non vediamo i fiori dei politici che stai arrestati per abusi, per questo, per quello. Non ne c'è nessuno che se ne era. Per i genitori che hanno messo a posto tutto. E a Sant'Anché è lo stesso. E a Lega che 49 milioni di euro sparì, è tutti a posto. E ora, che esempio zero. Cara Mirella, solo che ti va dare la tua televisione. No, siamo in tanti, grazie per la televisione, è vero, cerchiamo di dare proprio la massima correttezza dell'informazione, poi nella mia trasmissione io invito chiunque, proprio, ma soprattutto le associazioni, il volontariato, i sindaci, che sono le persone più vicine al territorio. Avvocato Cagliandro, come ci saluta? Io con sempre un po' di ottimismo, nel senso che oggi abbiamo parlato di un sacco di temi molto interessanti, come sempre nella sua trasmissione, e io spero sempre, l'uomo è sempre migliorato nel corso degli anni, dei secoli della sua evoluzione, spero migliori. A volte ho un senso di arrendevolezza, non glielo nascondo perché dal mio lato vedo di tutto e quindi non è sempre facile. Il mio richiamo il mio invito è soprattutto ai giovani, se hanno occasione di ascoltare questa trasmissione, di mettersi a disposizione perché le associazioni vi accoglieranno a braccia aperte. E per ogni associazione che vi manda via perché non vi vuole in quanto giovani, ce ne sono altre 10 disponibili a raccogliere. E soprattutto non fate le cose senza formarvi, anche nel volontariato è necessario imparare prima di fare, perché stiamo facendo attività delicate a favore di persone deboli. È necessario essere preparati, è necessario fare esperienza anche lì con molta umiltà e la vostra azione allora sarà ancora più efficace. Io credo molto in questo. Grazie signora Minella. Grazie a lei avvocato Marco Cagliandro che è collegato con noi da Milano, docente di diritto del terzo settore, di essere stato con noi. Come ci saluta dottoressa Tonelli? Grazie di essere stata con noi, ma era importante il tema che trattavamo questa mattina. Grazie a lei Mirella e risaluto, io questa volta vi saluto con una frase di una famosa canzone di Giorgio Gaber che è libertà e partecipazione.
Così, questo è il mio augurio. Grazie. Grazie anche alla dottoressa Giulia Tonnel, grazie pubblicità. E vi presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza il generale Giancarlo Iannicelli, meteorologo. No, l'estate non arriva, l'estate sta finendo perché è già finita, non si capisce. Sì, e saluto anche da Codogna Roberto Bet, consigliere Regione Veneto della Lega. Grazie anche a lei, Bet, di essere qui con noi. Allora, l'estate sta finendo, generale? No, non so, io a luglio siamo ancora, oggi non piove, ma fra poco diluvierà. Sì, peggiora oggi, rossa, come siamo? Giustamente dare l'allerte, ma dovrebbe esserci un peggioramento nelle prossime ore. Fortunatamente il grosso si è sfogato, fortunatamente per noi, sfortunatamente per il nord-ovest. Avete visto i danni che ha fatto in Val d'Aosta, in parte in Lombardia, in Piemonte, con veramente danni. L'estate, noi siamo legati ancora a un andamento della stagione estiva a vecchi schemi. Purtroppo bisogna cambiarli. Questo è il nuovo tempo, il nuovo tempo meteorologico sarà questo, quindi bisogna attrezzarsi soprattutto e abituarsi. Cosa vuol dire? Grosse variazioni, tanto freddo, tanto caldo, tanta pioggia, niente pioggia, quindi al di là dei cambiamenti, sì, atteggiamoci in modo diverso, prendiamo macchine elettriche, questo, quell'altro, pannelli, questo probabilmente può darsi daranno qualche effetto fine secolo, forse c'è qualche dubbio. Quello che è importante è che bisogna attrezzarsi per quello che sta succedendo adesso. Noi dovremo affrontare una situazione che ormai conosciamo e che sarà sempre più frequente, quindi questi eventi molto forti, e quindi dobbiamo fare in modo che questi eventi, che ci saranno purtroppo e continueranno ad essere frequenti, forse aumenteranno la frequenza, diano meno danni possibili. Ecco, questo la risposta della Regione Veneta o del Veneto, almeno in genere, sono una risposta, ma tocca solo una cosa: per gli allagamenti, per i fiumi. Sono le vasche di contenimento, no? Queste vasche che raccolgono quello che piove, in più quello che piove tanto e che il fiume non riesce a smaltire, il torrente, quindi queste vasche di laminazione cosiddette incamerano quest'acqua, che poi potrebbe essere sfruttata, perché anche sulle nostre zone, adesso il sud manca l'acqua. A parte bisogna rivedere un po', e questo anche da noi e anche da Belluno, che è una provincia di Belluno che sottovaluta le dispersioni che ci sono nelle condutture che hanno delle perdite fortissime che raggiungono, anzi superano il 50%, acqua sprecata. Comunque dico, ecco, per chiudere, bisogna attrezzarci. Ora il problema sì, dobbiamo prendere un atteggiamento diverso, stili di vita diversi, forse lentamente porteranno dei vantaggi, molto molto lentamente. Quello che dobbiamo fare immediatamente affinché non ci siano danni gravissimi anche alle vite umane, dovremo attrezzarci per affrontare questi fenomeni che sono intensissimi. Chi ha visto ormai con le TV, insomma con i mezzi di comunicazione, si vede gli effetti devastanti che ci sono stati anche a Cogne e in Val d'Aosta. Veramente da un momento all'altro abbiamo veramente una massa d'acqua che cade e che ricade, che tracima e che trasporta alberi, terra, e che porta a un disastro. Fortunatamente, veramente è solo una fortuna che con l'ultima ondata di maltempo in quelle zone non ci sia stato nemmeno un ferito e fortunatamente nessuna vittima. Ecco, bisogna rivedere un po' tutti. Quindi quando mi dici arriva l'estate, l'estate sarà questa. Purtroppo per ora ce n'è stata poca. Adesso c'è un peggioramento, una variabilità. Ho impressione, ma è solo un'impressione, poi chi fa passare come una cosa scientifica inventa. Ho impressione che quest'estate sarà all'insegna dell'instabilità. Allora, dovremmo come l'ottovolante, prima parlavo con Don Ambrogio Mazzai, ecco, che ci si sposa e si sale sull'ottovolante, qui l'estate andiamo sull'ottovolante e andiamo picchi giù e picchi su. Allora, così. Roberto Bet, consigliere Regione Veneto Lega, lei è sull'ottovolante con la Lega, perché ne abbiamo sentiti di tutti i colori, siete in salita, in discesa, in risalita, cosa ci dice? Com'è la situazione?
Ma noi siamo sempre in movimento, siamo un partito ricco di evoluzioni e a volte involuzioni, abbiamo un forte anche dibattito interno, una forte dialettica, e questo ci porta sempre sulla bocca di tutti, quindi alla fine, come diceva qualcuno, nel bene o nel male basta che se ne parli l'importante è parlarne. Allora Beth, io prima avevo l'avvocato Marco Cagliando, abbiamo parlato del terzo settore, lui è un docente di diritto del terzo settore, e sì, c'è questo snellimento burocratico, però i servizi alla persona, lei sa quanto io ci tengo a questo, i casi che sto cercando anche di seguire, però difficilmente riesco ad arrivare all'obiettivo. Ecco, si fa una fatica incredibile, forse il cane di 7 padroni sta morendo di fame purtroppo. Prima citavo quel grande amico che ha avuto Ettore Bragaggia, che anche il generale Iannicelli ha conosciuto, 98 anni, cieco, con una svama che era 45. Per fortuna dopo tanti e tanto peregrinare, perché che conta è la relazione del medico di famiglia, per fare la svama. Ma cosa vuoi svamare a 98 anni, cieco, decadimento cognitivo? Cioè, secondo me... Dovrebbe essere l'autorità, senza... Quando ci sono queste realtà, bisognerebbe veramente snellire, guardare in quel momento di dare la massima opportunità a questa persona che ha già un vissuto particolare, che dovrebbe avere il massimo rispetto, e invece non c'è posto nelle RSA, non c'è posto, sono liste d'attesa enormi. Se poi questa svama non rispetta il parametro, non c'è niente da fare, c'è qualcosa che non funziona. Betty, glielo dico con il cuore, lei sa quante volte io la disturbo purtroppo per casi estremi, ma bisogna dare le risposte. Ma cosa c'entra la svama a 98 anni, Beth? Cosa svamito a 98 anni cieco? Prego, Beth. Allora, come tutti i casi, noi li possiamo risolvere singolarmente, ma poi ci sono delle regole generali che devono valere per tutti. Allora, le procedure per entrare in una struttura per anziani non autosufficienti sono disciplinate dalla Regione, sono disciplinate a livello nazionale, ci sono dei criteri, insomma, che ovviamente servono per ovviamente favorire quelli che hanno bisogno e magari evitare che quelli che non hanno bisogno ne approfittino. Questo è un po', parlo di principi generali. Dopodiché noi in Italia siamo fenomenali per l'ufficio complicazioni cose semplici, perché a volte, come dici tu Mirella, basta veramente poco, a volte non servirebbe neanche convocare le commissioni di valutazione, basta guardare i casi in faccia o semplicemente il... Scusate che tolgo un audio che mi rientra un ritorno nell'auricolare. E quindi la vicenda, secondo me, il caso che insomma avete citato poteva essere risolto in maniera molto più semplice e molto più veloce. È chiaro che noi oggi siamo di fronte a una società che sta diventando sempre più anziani, con l'anzianità aumentano le patologie, con le patologie aumenta le offerte di servizi sanitari e di assistenza, dal sociale al sanitario puro, e servono personale, servono risorse, ed è per questo che noi stiamo facendo una battaglia molto importante anche dal punto di vista dell'autonomia, per avere più risorse e una maggiore capacità discrezionale di agire sul territorio per dare risposte più immediate come la gente si aspetta. Quindi quando voi sentite parlare di questa battaglia per l'autonomia, non è una battaglia astratta e lontana dalla gente, è una battaglia che poi serve per i singoli casi a ottenere risposte immediate, avere risorse diciamo più veloci per dare opportunità. Noi, per esempio, sul piano delle case di riposo, delle strutture per anziani non autosufficienti, abbiamo una programmazione che prevede la realizzazione di nuove strutture, l'accreditamento di nuovi posti, quindi noi stiamo lavorando su questo fronte. Il tema poi è sempre, bisogna fare i conti con gli enti SEGA, e quindi lì bisogna essere in grado di usare le risorse che vengono dalla nostra tassazione e dalle nostre imposte sul territorio. Quindi il famoso detto "padroni a casa nostra" di qualche decennio fa è, secondo me,
ancora un principio sul quale dobbiamo lavorare molto in Italia. Abbiamo Maurizio da Conselve. Ciao Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno al signor Bet e buongiorno al generale Iannicelli. Buongiorno. Allora io vorrei parlare col generale Iannicelli. Allora ogni estate, generale, come al solito, temporali fortissimi e grandine. Ci può spiegare perché le dimensioni adesso sono aumentate, le dimensioni dei chicchi di grandine sono aumentati che vanno da 3 a un massimo di 5, 6 addirittura 6 centimetri. C'è stato l'anno scorso, qualche anno fa, non so se si ricorda, che ha fatto danni ingenti per le parti di Padova, le parti di Treviso, e ha devastato tutto. Allora, ci può spiegare lei come salvare magari i raccolti, se ci sono nuove strutture per salvare magari i raccolti e quant'altro, insomma, perché una grandine di questo genere, ragazzi... Maurizio, fermati un attimo, Maurizio. Sì? Racconta a Roberto Bet, consigliere regionale, l'odissea, la grandine che hai dovuto superare per avere quello che ti aspettava di diritto. Quanto abbiamo combattuto per avere quello che un cittadino italiano veneto dovrebbe avere in breve tempo. Allora, signor Bet, io le dico che sono stato vittima, tra virgolette, di una burocrazia devastante italiana. Okay? Io ho aspettato 4 anni per avere la residenza e Mirella ne è testimone. Io dico, ma è possibile che una persona deve andare avanti in questa maniera? Cioè deve aspettare o deve addirittura girare tutto il Veneto per parlare, cioè per avere un suo diritto? Mi dica lei se è normale, signor Bet. Ok, aspetto le vostre domande. Allora ciao, cominciamo con il generale Iannicelli, la grandine così grossa, cosa sta succedendo? Vede Maurizio, un saluto di Conselve. Il problema è quello che ha cambiato e sta cambiando anche le espressioni del tempo, del clima, è l'aumento della temperatura. Quindi con la temperatura molto alta, sta aumentando di molti gradi, abbiamo un'energia maggiore che è associata a un tasso di umidità molto alto, crea gli elementi affinché, diciamo, con meno calore, con meno umidità, i chicchi di grandine avevano quegli elementi per non andare oltre una certa misura, detto in modo semplice. Adesso c'è talmente tanta umidità e bisogna stare attenti quando fa questo caldo e c'è un tasso di umidità altrettanto alto, perché ci sono gli elementi perché poi si scatenino i temporali forti. All'interno dei temporali, ovviamente con i moti ascensionali e poi di discesa, abbiamo questo problema è un problema molto forte perché fa danni. Una volta creava problemi e io l'ho sempre sentito, ormai sono 50 anni che faccio questo mestiere, io sempre dicevo già tanti anni fa il settore più delicato e che ne pagherà le conseguenze, già si vedevano i cambiamenti climatici, il mondo dell'agricoltura. Come se non bastasse, tra i tanti problemi avremo i problemi del tempo, perché oltretutto, ripeto, oltre alla grandine, la mancanza d'acqua, poi l'aumento della temperatura associato all'aumento dell'umidità, le malattie, la peronospora e quant'altro nelle viti. La vite naturalmente è un prodotto da noi che è molto diffuso, anzi un elemento importante per l'economia. Quindi diventa sempre più difficile. Per contrastare, mi chiedeva Maurizio, per contrastare nel passato già ci sono stati, lui ricorderà senz'altro, c'erano i cannoni antigrandine, c'è questi cannoni sparavano una volta ioduro d'argento, probabilmente adesso sono cambiati, o qualche altra altro elemento, adesso con la chimica non sono nemmeno aggiornato, per carità, anche perché sono passati di moda. Venivano sparati quando si vedevano le nubi, scioglievano un po' la nube temporalesca e quindi evitavano. Però valgono per zone limitate, ma poi ripeto, sono passati come elementi. Purtroppo dispiace dire che l'unico rimedio, dove è possibile, sono le reti. Dicevamo prima, le reti che servono a proteggere le viti e altri prodotti, insomma, della terra. Però l'aumento del diametro dei chicchi di grandine, se una volta dava fastidio soprattutto alla
ai campi, all'agricoltura, sono talmente grandi, Mirella, che stanno creando danni forti all'economia, perché i danni che fanno alle macchine, alle auto, voi vedete che sono bersagliate, fanno danni. Una macchina che viene bersagliata da una grandinata di quel genere, non dico bisogna buttarla, ma tante volte non vale la pena ripararla. Ecco, sta creando, ed è vero, vedete come poi ha un riflesso qualcuno anche nell'economia. Qualcuno ci perde, qualcuno sempre ci guadagna. Brava, stavo dicendo questo, però ci guadagnano sempre chi. Le assicurazioni ormai, prezzi, non fanno nemmeno più l'assicurazione se no a prezzi altissimi. Lei intendeva forse, o tu intendevi i carrozzieri e quant'altro. E l'economia, cioè il mondo cambia, ma c'è sempre giustamente in una sintesi estrema chi ci guadagna e chi ci perde. Il settore automobilistico. E allora andiamo così, purtroppo funziona così, non c'è niente da fare. Allora Beth, per quanto riguarda, ecco, questa residenza che non arrivava, questa burocrazia nato qui nel nostro territorio, non le dico le vicissitudini, cosa ho dovuto fare per accompagnarlo in un percorso, ma si può andare avanti così? Ma non dovrebbe esserci un qualcuno che accompagna queste persone veramente su dei percorsi anche burocratici, perché manca il medico di famiglia, manca il prete, ma manca tutto ormai, e questa gente, proprio questi centralini che non rispondono, queste telefonate che mi arrivano, questa solitudine. Bisognerà pure investire sulla persona e sull'aiuto alla persona. Questo online che non riusciamo a capire perché non tutti riescono a farlo, abbiamo una popolazione che non è stata aiutata in questo, a fare questo percorso, eppure funziona così. Prego Beth. Allora, Mirella, vuoi una risposta qualunquista o vuoi una risposta seria? Perché... libero Beth, sa che lei è libero di rispondere. Perché tutto quello che hai detto... Allora, il problema del telespettatore, io non so che problema abbia della residenza, dei 4 anni. Cioè, mi venite a chiedere una cosa... Ma no, ma in generale, cioè la burocrazia in generale, ecco, questo è il problema. Allora, la burocrazia in generale c'è, e l'ho detto, però c'è anche uno sforzo enorme da parte delle amministrazioni comunali attraverso gli assistenti sociali, attraverso insomma tutte le strutture. La Regione su questo investe tantissimo per semplificare il più possibile le procedure. Noi stiamo adesso cercando in Regione di approvare dei testi unici, per esempio in materia urbanistica e edilizia. Stiamo lavorando per fare pianificazione per quanto riguarda il sociale, ci saranno gli ambiti territoriali sociali, le aziende sociali, insomma, c'è un lavoro enorme che stiamo facendo, ma se vogliamo andare sul dettaglio poi del singolo problema è chiaro che è difficile, è impossibile. Una volta nelle televisioni private c'erano i cartomanti, no? Allora uno telefonava, faceva la domanda, il cartomante poi diceva sì, ce la fai, non ce la fai. Ecco, io non sono un cartomante, quindi non riesco a dare risposte. Allora ci spieghi come saranno questi ambiti territoriali, perché è facile per gli addetti ai lavori usare questi termini, ma a casa dobbiamo anche capire, perché ci sarà una rivoluzione. Prego Beth. Allora, quello che veniva gestito attraverso i comuni, quindi le singole amministrazioni, che fino ad oggi continuavano a svolgere un servizio con il proprio assistente sociale, la propria struttura, e poi alcune attività venivano gestite attraverso la conferenza dei sindaci. Da qualche mese a questa parte, con l'applicazione di una nuova legge che noi abbiamo approvato in Regione, la gestione dei servizi sociali sarà a livello sovracomunale, quindi non sarà più i singoli comuni, sarà ambiti territoriali sociali. Gli ambiti territoriali sociali avranno la dimensione dei vecchi distretti delle ULSS. Non so se voi vi ricordate l'ULSS 7, l'ULSS 9, l'ULSS del Montebellunese, l'area del Pieve di Soligo, per dire le aree che conosco io e che sono qui vicino a me. Verranno gestite attraverso un'assemblea dove saranno presenti ovviamente le amministrazioni comunali e verrà costituita un'azienda speciale, quindi una nuova struttura che assumerà del personale sia dell'ULSS che dei comuni, e sarà un luogo dove verranno forniti i servizi a livello d'ambito, quindi non saranno più risorse, tendenzialmente più risorse perché tutti i comuni metteranno insieme le risorse, quindi dovrebbero esserci delle economie di scala. La Regione trasferirà i fondi per il sociale distribuendoli appunto nel territorio, e ci sarà una riorganizzazione appunto per semplificare le procedure, anche per rendere
le stesse procedure applicabili allo stesso territorio, perché oggi purtroppo abbiamo delle situazioni dove se uno abita magari in una zona non ha o non gode degli stessi servizi che si offrono su altre zone del Veneto. Quindi ci sarà anche un tentativo di omogeneizzare l'offerta dei servizi sociosanitari sul territorio. Poi stiamo investendo su alcune strutture che porteranno la medicina vicino al territorio, le case della comunità, una ventina di case della comunità in provincia di Treviso e di ospedali di comunità, quindi l'ospedale come noi lo intendiamo oggi sarà un ospedale dell'emergenza, quindi dell'intervento che non si poteva fare altrimenti, e tutto quello che è la gestione delle malattie croniche, anziché intasare gli ambulatori degli ospedali e i pronti soccorsi, verranno gestiti attraverso delle strutture periferiche più vicine agli anziani, più facilmente accessibili, senza fare tante code, con un'immediatezza, diciamo, di offerta del servizio che renderà la vita un po' più semplice, un po' più facile. Però per fare questo, mi scusi Beth, abbiamo bisogno di persone e mancano medici, certo, mancano infermieri, liste d'attesa si allungano proprio per questo motivo. E allora come la mettiamo? Queste strutture però all'interno poi? Questo è l'altro tema e noi stiamo cercando di risolverlo facendo assunzioni. Difatti noi stiamo recuperando attraverso assunzioni di medici che purtroppo oggi non ci sono perché c'è stata una programmazione sbagliata e una cosa che ha un po' dell'assurdo, che è il limite all'accesso alla laurea in medicina, che ha impedito di avere oggi risorse umane, ragazzi e ragazze laureati in medicina che potrebbero andare a impegnarsi per fornire un servizio. Però le telefonate che ricevo, Beth, dicono: perché se vado nel privato trovo tutto subito e nel pubblico invece non lo trovo? Allora, il Servizio Sanitario Regionale del Veneto offre quasi 80 milioni di prestazioni all'anno. Abbiamo delle risorse e delle strutture che sono finite, nel senso che sono quelle, e più di un certo numero di prestazioni, dato il numero limitato di medici a disposizione, non si riescono a fare. Quindi noi abbiamo delle liste d'attesa che sono dovute a un problema, come dire, fisico, tecnico. Più di quello non riusciamo a fornire, non è che non lavorano o abbiamo gli ambulatori fermi, anzi gli ambulatori lavorano continuativamente, anzi possiamo rilevare delle situazioni di medici che sono sotto stress e soprattutto anche il personale infermieristico che sta fornendo e coprendo dopo la pandemia, che è stato un crash test incredibile per la nostra sanità e tutto sommato abbiamo ottenuto e dobbiamo adesso recuperare, e questo recupero lo si fa, dicevo all'inizio del mio intervento, avendo risorse a disposizione e una maggiore, come dire, possibilità di manovra per quanto riguarda le assunzioni e la formazione dei medici. Noi oggi siamo partiti con la laurea in medicina a Treviso proprio per rispondere a questa esigenza. Avremo giovani che si formeranno in provincia di Treviso, laureati in provincia di Treviso, che faranno la specializzazione negli ospedali di Treviso, e questo permetterà di avere da qui ai prossimi 5, 10, 15 anni, 20 anni, medici nel nostro territorio che non scapperanno via, che non andranno da altre parti. E questa è visione politica, questa è capacità di anticipare, come dire, i problemi e cercare oggi di impostare le soluzioni, cosa che purtroppo negli ultimi 10, 20 anni, 30 anni non si è fatto, anzi noi abbiamo subito tagli alle risorse sanitarie, tagli ai fondi. Ma si vede, Beth, guardi che si vede. Leone da Trebaselle, che vai Leone? Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti. Allora io avrei due richieste, una per ogni dei tuoi ospiti. Allora parlavi prima degli anziani con informatica, no? Che l'informatica è sempre più usata e noi siamo abbandonati a noi stessi. Perché non fare nelle scuole una stanza o un'aula per gli anziani, per insegnare agli anziani un po' di informatica? Perché anche se noi impariamo, con l'età ci dimentichiamo delle cose. Se avessimo un punto dove andare quando hai un problema con il tuo computer, sarebbe una manna. Perché tu non sai dove andare, hai i nipoti ci sono, se li chiami, si arrabbiano, ma te l'ho già insegnato, te l'ho già detto,
E allora, se ci fosse un posto dove un anziano potesse andare e risolvere il problema senza tanta... perché siamo sempre più informatizzati, cioè se tu non sei informatizzato non fai più niente, sei fuori dal giro. Poi per un'altra domanda che per l'inquinamento, no? Perché si parlava della grandine, il problema è dell'inquinamento. Non si sente mai parlare dell'inquinamento aereo, senza dire dell'inquinamento dei voli spaziali. Perché non adoperare l'idrogeno per gli aerei che non inquina? Far sì che gli aerei volino solo con l'idrogeno, così non avremo più inquinamento dagli aerei. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone, allora prego generale. Beh, intanto vorrei tornare pure, permettimi, che si viva male qui nel Veneto. Noi abbiamo l'aspettativa di vita per le donne più alto d'Italia, e se l'Italia è quella che ha un'aspettativa di vita più alta, delle più alte del mondo, tanto mi dà tanto. Nella provincia nel Veneto e a Treviso in particolare le donne hanno l'aspettativa di vita molto molto alta, di seguito gli uomini, quindi passatemi il termine, la vecchiaia si è allungata e c'è bisogno di assistenza. Ecco, questo secondo me era un po' il problema, il lume che ci deve guidare, perché questa è la realtà. Nei prossimi anni, e ne faccio un caso personale, i 60enni, 70enni saranno sempre di più, con i problemi che giustamente diceva Leone, ma anche persone che hanno svolto diciamo, compiti importanti, poi con la vecchiaia perdono un po' qualche colpo, vanno aiutati, e quindi anche l'amministrazione si deve, come dire, le amministrazioni pubbliche, la politica, si deve attrezzare in questo senso. I soggetti, è vero, grande importanza ai giovani, i giovani sono il futuro, però, ripeto, a tenere da conto gli anziani che saranno sempre di più e parte importante della società. Io penso che portino gli anziani un capitale di conoscenza, di esperienza importante. Se si mettono da parte è come un tesoro e metterlo da parte. Se hai un tesoro è bene usarlo e poi devi trovare il sistema di usarlo, naturalmente, perché se lo tieni, lo metti sottoterra, non serve a nulla. Ecco, questo ci tenevo. Per quanto riguarda l'inquinamento aereo, se inquinamento è un po' a tutto, non è questo il problema, cioè non è che il mondo sta cambiando. Ripeto, il tempo, il clima sta cambiando secondo una, come dire, ormai una direzione univoca, è dovuto anche al comportamento dell'uomo, cioè usare diciamo dei carburanti di origine fossile, questo è. Però io ho impressione che il fenomeno c'è, lo rilevavo già 30, 40 e 50, ripeto, più 50 anni che faccio questo mestiere. C'è una componente senz'altro naturale, c'è una componente dovuta all'uomo. Ripeto, è vero, diceva una cosa vera che secondo me potrà essere il futuro, due cose: l'idrogeno, che ancora viene un po' snobbato, anche se ci sono grosse ricerche, e poi bisogna avere il coraggio di dire, affinché diminuisca l'inquinamento e quindi ci siano meno elementi affinché il clima cambi ancora, è quello del nucleare. Bisogna rivedere un nucleare moderno e approfondire, perché il nucleare è una fonte di energia più pulita. Basta non usarlo nella maniera sbagliata, perché là il grande problema, come l'intelligenza è che purtroppo adesso viene usato in modo sbagliato. Appunto. Allora, quello che vorrei chiedere anche a Roberto Bette è anche questo. Bette, lei sa quanto io sono vicina alle fragilità e queste fragilità fanno fatica a trovare risposta. Noi siamo più di 7.000 associazioni di volontariato, per questo generale stiamo così bene anche nel Veneto, certo, perché siamo tanti che aiutiamo. C'è l'associazionismo più alto d'Italia. Ecco, appunto. Associazionismo e volontariato. È questa, Bette, ma tutti facciamo tutto e poi troviamo l'anziano morto in casa. Troviamo l'anziano che non sa adoperare questa nuova tecnologia. Eppure abbiamo associazioni che fanno anche questo, ma giustamente Leone da Trebasele che non lo sa, perché sennò non avrebbe fatto questa telefonata. L'anziana chiama Sveglia Veneti per avere aiuto perché non ha il numero dell'associazione che può andarla a prendere al terzo piano e magari andare a fare la spesa, portarla dal medico.
Non le sembra che siamo in troppi, siamo tanti e non ci conosciamo, ma soprattutto non ci conoscono? Prego, Beth. Allora, noi in Veneto abbiamo questa particolarità di avere una grande sensibilità per il volontariato. Un cittadino su 5 fa volontariato in Veneto e poi le 7.000 associazioni che citavi prima sono la prova provata di questa sensibilità. Io credo che il meccanismo più facile per risolvere i problemi del signore di prima che diceva non vorrei fare un corso di informatica, essere assistito, è il sistema degli enti locali, il sistema dei comuni. Noi abbiamo l'80% dei nostri comuni sono piccoli comuni, quindi c'è un rapporto, quindi meno di 15.000 abitanti, quindi c'è un rapporto diciamo diretto con gli amministratori, con i sindaci, con gli assessori. E io direi di sfruttare questo contatto, perché poi attraverso le amministrazioni comunali posso testimoniare che ci sono tantissime iniziative legate alla formazione, alla digitalizzazione. Poi molti comuni hanno portato a casa anche fondi legati al PNR, sulla digitalizzazione, sulla crescita diciamo, della cultura informatica della nostra popolazione, visto che adesso si farà tutto da qui in avanti attraverso i device, i computer, il cellulare, quindi anche le richieste all'amministrazione comunale oggi non si va quasi più o più raramente diciamo, allo sportello, perché si può fare quasi tutto telematicamente, quindi da casa, e però è necessaria una cultura. E ci sono tante biblioteche, tante iniziative di formazione su questo fronte che i nostri comuni portano avanti e fanno, quindi secondo me bisogna creare questo legame e creare un po' più di comunità, diciamo un po' più di capacità di dialogo tra di noi, e se vediamo qualcuno in difficoltà di accompagnarlo sulla strada giusta e facendolo entrare, diciamo, aprendogli le porte giuste, perché i servizi e le offerte ci sono nel nostro territorio. Senta, Beth, ma non è il caso che torniamo un po' indietro, visto le telefonate che arrivano, i messaggi, che forse come facciamo con le sanzioni, quando prendi una multa ti arriva a casa il bollettino da pagare. Non è il caso che quando in questo comune il servizio sociale offre questo servizio di mandare 2 righe a casa, se vuoi puoi venire a fare questo, perché io so che anche in diverse RSA sono attrezzate con questi nuovi strumenti. Abbiamo tanti giovani che non sanno cosa fare, forse oltre a fare il baby gang sarebbe utile che si mettessero a disposizione di queste realtà. Però non si fa, Beth, non ci conoscono. Guardi, glielo posso assicurare. Io ho chiesto addirittura ai farmacisti di fare una lista delle associazioni di volontariato, di darla alle persone che arrivano nella farmacia, perché là arrivano, ma soprattutto anche i medici di famiglia dovrebbero avere questa lista, e in base alla persona e al paziente che hanno dire guarda, se hai bisogno chiama, ti do la lista, chiama questo, perché sennò non andiamo da nessuna parte. C'è una solitudine, Beth, che fa spavento. Nonostante queste persone non questi riescono, mezzi di comunicazione, questo è l'assurdo. Allora, generale, ci diamo del tu, ci conosciamo da una vita. Tu vieni dalla politica, hai visto la politica quando funzionava, che tutto andava bene. Avresti mai pensato di trovarti con una popolazione che invecchia in questa maniera, con una denatalità con numeri impressionanti, e soprattutto non avere risposte per queste persone? Questo è, che gli anziani siano aumentati, ripeto, è un fatto positivo, nel senso che l'aspettativa di vita si è allungata. Però hai detto giustamente una cosa che dovrebbe essere la cosa principale su cui interessarci e intervenire, ma la politica nazionale, la denatalità. Perché noi siamo il paese che ha più aspettativa di vita probabilmente al mondo, insieme al Giappone, ma siamo il paese che ha più denatalità, veramente i bambini non nascono più, e se non ci sono i bambini non ci sarà futuro, voglia di inquinamento, non ci sono i bambini, non ci sono più le persone. Questa è una cosa che io ci soffro veramente, dovrebbero essere aiutate le persone, perché nei posti dove c'è maggior tutela, nell'ambito proprio della nostra, ecco qui Beth, vengo nell'autonomia, riuscisse a far questo, in Alto Adige, sai, io sono di casa, anche in Alto Adige, lì tutti hanno 3 figli, è una cosa straordinaria. Ma perché? Perché hanno maggiori tutele, perché hanno assistenza per 3 figli. Normalmente se uno ha meno di 3 figli lo guardano, 2 figli, 3 figli. Qui siamo al limite, poco più di un figlio a coppia.
poco più di fiera, è una cosa disastrosa, perché questo già sta creando e crea grossi problemi nella nostra società, nella società italiana. Ha voglia che ci saranno come iniezioni di persone che vengono dall'estero, ben vengono le persone sane, le persone che vogliono lavorare, però mancando, così si perde l'identità veramente, perché mancano i bambini, mancano. Allora chiudiamo con Roberto Betto, e siamo in chiusura. L'autonomia aiuterà, ma quando arriverà veramente le deleghe dell'autonomia? Perché sembra che abbiamo tutto. Com'è la situazione, Betto, velocissimo? Allora, vista che è stata approvata e promulgata la legge, il nostro Presidente sta lavorando per formalizzare la richiesta delle materie che non hanno necessità dei famosi LEP, dei livelli essenziali delle prestazioni, e da cui partirà la procedura, poi la trattativa con il governo per il trasferimento. Non perderemo sicuramente un colpo su questa partita, perché secondo me è la partita che salverà il Veneto e darà le risposte di cui anche Iannicelli prima citava, soprattutto il tema dei servizi all'infanzia. Ricordo che lo Stato italiano, il Veneto, investe pochissimo nei servizi all'infanzia, perché sono per la maggior parte offerti dalle parrocchie e quindi dagli istituti privati, che sopperiscono a una mancanza dello Stato. Se facessimo il calcolo dei livelli essenziali di assistenza ai bambini, noi scopriremo che i bambini veneti in Italia sono i meno assistiti rispetto ad altri bambini di altre regioni d'Italia, perché in altre regioni d'Italia si è investito molto, ma molto di più per gli asili statali che in Veneto. E quindi noi abbiamo diritto, secondo me, a gestire le nostre risorse. Non dico fare tanti altri asili, ma potenziare quelli che abbiamo e salvaguardare un sistema veneto che con l'autonomia, secondo me, potrebbe trovare grandi opportunità. E quindi su questo noi siamo assolutamente sul pezzo e credetemi, stiamo lavorando, perché questa è la grande rivoluzione e non dobbiamo perdere un colpo per raggiungere questo fondamentale obiettivo. Perciò quello che abbiamo capito è che si sta portando avanti, ecco, queste deleghe, e vedremo cosa arriverà, che deleghe saranno richieste, e io penso che soprattutto questi servizi alla persona, ecco, devono essere al primo posto, perché veramente siamo veramente messi male, Bette, glielo posso assicurare. C'è una povertà che aumenta, io ho dei numeri pazzeschi, e non solo io, tutte le associazioni caritatevoli che ci sono nel territorio. Dal banco alimentare non arriva più niente, dobbiamo fare la spesa nel vero senso della parola per dare dignità a questa borsa della spesa, a curare questa persona, e grazie che c'è il 5 per 1000 che veramente ci aiuta a fare questo. Almeno io faccio vedere tutto quello che facciamo e questo mi ripaga molto. Pensate, e vi ringrazio molto, che anche quest'anno siamo terzi nella top 10, prima c'è l'Adavar, poi c'è Fiorotto e poi ci siamo noi come terza. Perciò io un abbraccio a tutti voi che mi aiutate e che avete capito l'importanza di aiutare, forse che qua la politica è ancora molto lontana, speriamo che ci aiuti. Grazie a Roberto Bette, consigliere Regione Veneto Lega. Grazie Roberto Bette, grazie al generale Giancarlo Iannicelli, meteorologo presente, ma soprattutto un politico di lunga data. Sempre avanti, adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Risotto alla provola affumicata e noci. Aggiungere circa 60 grammi di noci e altra frutta secca simile come pistacchi, mandorle, nocciole può rappresentare un sensibile aiuto al contenimento del colesterolo e in generale dei grassi circolanti nel sangue, uno degli elementi cardine della prevenzione cardiovascolare. Ingredienti per 4 persone: 320 grammi di riso, 80 grammi di provola affumicata, 20 grammi di gherigli di noci, una cipolla, 80 grammi di burro, un bicchiere di vino bianco, 1 litro di brodo, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale, pepe. Tagliate la provola a fettine sottili e tenetela da parte.
Tagliate grossolanamente i gherigli di noci e teneteli da parte. Tagliate la cipolla e mettetela in una casseruola con l'olio e 30 grammi di burro. Fate rosolare la cipolla e non appena risulterà bionda, unite il riso e fatelo tostare. Bagnate poi con il vino bianco e lasciate evaporare. Quando il vino sarà evaporato, aggiungete il brodo bollente man mano che si asciuga. Continuate così fino a quando il riso non sarà cotto. Togliete la casseruola dal fuoco, mantecate con il burro rimasto, salate, pepate, e aggiungete i pezzetti di provola e di noci. Distribuite il risotto sui piatti, guarnite e servite. E buon appetito!